Telespettatori di Gold 78, ben ritrovati con la nuova puntata di Penalty. Oggi edizione particolare, andiamo in onda proprio la giornata di Pasqua e in replica anche nel lunedì dell'Angelo. Una puntata particolarmente interessante, quella che andremo a proporre questa sera, perché non si parlerà di calcio giocato, ma anche di un calcio un po' più politicizzato, nel senso che abbiamo invitato nel nostro salotto di Penalty oggi alcuni esponenti per parlarci di quelle che sono le realtà naturalmente non soltanto legate al mondo dello sport, ma in genere comunque ai centri che ospitano spesso e volentieri molte partite dei campionati dilettanti. Un parterre ricchissimo, mentre invece una seconda parte un po' più calcistica, grazie anche al settore giovanile. Parleremo soprattutto dei gironi degli allievi, dei giovanissimi regionali, gironi che si sono conclusi. Tra qualche settimana inizieranno anche i playoff e lì scopriremo quelle che sono anche insomma le tendenze e il modo di allenare il mondo del calcio giovanile. Vado subito a presentare gli ospiti perché sono assolutamente voglioso di parlare con loro non soltanto di calcio, ma di tutto quello che c'è spesso e volentieri di contorno. Subito alla mia sinistra riceviamo la presenza onorevolissima, devo dire, del sindaco di Belpasso, Carlo Caputo. Buonasera, signor sindaco. Buonasera. Tra l'altro noi di Penalty, come lei ben sa, siamo molto vicini. Ospiterà Belpasso la sede di questa terza edizione del Penalty Awards, ma con lei parleremo anche non soltanto di calcio, perché insomma Belpasso è veramente una cittadina secondo me meravigliosa, le pendici dell'Etna. Poi tra l'altro ultimamente abbiamo avuto modo di seguirla con parecchia attenzione, anche se il calcio un po' in questo periodo sta zoppicando per la prima squadra. Va malino. Va malino, va malino. Parleremo anche con Lanfranco Zappalà, consigliere comunale del Comune di Catania. Ciao Lanfranco, buonasera, ben trovato. Grazie. Ti trovi a parlare di calcio, ma non soltanto di calcio questa sera qui a Penalty? Ma credo che il mondo del calcio abbraccia non soltanto tutte tante attività sportive, non soltanto il calcio, ma l'attività sportiva in sé stessa. È anche vero che le strutture a Catania un po' insomma non sono al top, non so se diciamo che stiamo cercando di fare il possibile per rivalutare e rivalorizzare i campi, quelli abbandonati che attualmente la città di Catania. Purtroppo... Non voglio metterti in difficoltà, ma oggi parleremo di una struttura, quella di Fontana Rossa, che un po' mi spiazza, pensando che c'è una porta aperta. Sfondi una porta aperta. Ero sicuro. Insieme a Lanfranco Zappalà salutiamo anche Fabio Cantarella, vice sindaco nonché assessore al comune di Mascalucia. Ciao Fabio, ben trovato. Solo allo sport, puntualizziamo. È importante, anche per questo ti ho invitato. Ma tu a 360 gradi puoi parlare di tutto, perché sei una persona assolutamente poliedrica. A Mascalucia le strutture vanno, non vanno? Sì. Faremo qualche miglioria a breve. Benissimo, infatti mi fai da gancio, perché tra poco vado a presentare colui che ha portato il nome di Mascalucia in visione anche dello sport nazionale. Assolutamente sì. Giusto? Sei grande contento? Coraggio e determinazione. Sei contento di questa opera che ha realizzato il sì, Mascalucia Calcio a 5? È stata una stagione veramente emozionante, specialmente quando abbiamo ribaltato il 6-3 in casa, vincendo 5-1. Meraviglioso. Emozioni veramente stupende. Allora salutiamo il presidente del Mascalucia Calcio a 5, Nicola Caruso. Buonasera presidente. Buonasera. Sei contentissimo, dai? Sì. Sei arrivato nella Final Four, che era un obiettivo, non dico impensabile, però molto difficile da raggiungere ad inizio stagione. Sicuramente sì. Una volta superata la fase regionale ci siamo avventurati in questi spareggi, insomma, andata e ritorno con la squadra calabrese prima. L'importante era esserci in queste finali. Esserci. Ci siete riusciti? Non è facile. Non è facile, avete perso la semifinale, però... le prime 4 d'Italia. Quindi grande soddisfazione. Grande soddisfazione. Vicino al presidente del Mascalucia Calcio a 5 abbiamo il consulente per gli eventi del comune di Belpasso, in prima linea anche lui per quanto riguarda il progetto del Penalty Awards. Ciao Massimo, come stai? Buonasera direttore, grazie, benissimo, ben trovato. Sei contento, no? Guarda che bel parterre che ci ritroviamo questa sera qui, il giorno di Pasqua. Molto contento perché alcuni li conosco, altri li vivo giornalmente. Certo, e poi essere vicino al presidente che ha fatto questa un bellissima miracolo, Massimo, un miracolo. Questo miracolo mi rende veramente
Piena di gioia, veramente. Piena di gioia. È un onore. Parleremo di strutture sportive perché tra l'altro anche grazie ad una tua iniziativa stai rivalutando una struttura sportiva. Tra poco vedremo anche qualche foto a dimostrazione che il privato spesso e volentieri può fare qualche cosa per le strutture sportive. Sì, diciamo che praticamente è un mio regalo a dei ragazzi che vivono in una condizione particolare. Ho fatto un incontro proprio nell'istituto e ho visto subito che c'era qualcosa da poter fare, da regalare a questi ragazzi. Bravo. E quindi il mio impegno è quello che vedrete presto. Bravo, bravo Massimo. Inizio con te, Lanfranco, perché si parla di strutture che spesso e volentieri, grazie anche all'opera di alcuni privati, possono essere rivalutate, possono essere riconsegnate alla città. Ce n'è una in modo particolare che io voglio cercare di sensibilizzare, quella di Fontanarossa. Sappiamo tutti che sino a una decina di anni fa, anche forse un po' di meno, insomma questo campo era usufruito da tutte le varie società del catanese con alterne fortune perché c'era poca manutenzione, però è anche vero che era una struttura. Sotto questo punto di vista il Comune cosa può fare per cercare di rivalutare adesso questa struttura che è adesso in un totale abbandono? Nel frattempo possono già partire anche le immagini di questa struttura. Devo dire, innanzitutto è centrato l'obiettivo, cioè il campo di Fontanarossa esattamente era uno dei campi, diciamo, principali della città di Catania, soprattutto in quel periodo. È vero, anni 70, anni 80. Da 10 anni a questa parte non è stato più autorizzato come campo sportivo, quindi è rimasto purtroppo abbandonato. Abbiamo ospitato accanto delle strutture delle tende sportive quando si trattava del periodo delle Universiadi. Ora è chiaro che su questo campo il Comune di Catania con il rapporto con la SAC sta cercando di trovare una soluzione. C'è fattibilità? Sì, c'è la soluzione ottimale, è quella questo comunque è il tendone famoso, scusami sì, se ti perfetto, interrompo, abbandonato appunto. completamente. Io Sì. ti dico anche una cosa in più, che come Commissione Patrimonio di cui ne faccio parte, siamo andati a vedere una struttura del genere e ci siamo veramente, tutti quanti siamo rimasti impietriti nel vedere una struttura del genere con dei soldi, con dei fondi europei, che subito dopo questa struttura è stata completamente abbandonata, cioè nessuno... Penalizzando anche le società Penalizzando sportive. soprattutto le società sportive, quindi una cosa del genere, non pagata dal Comune ma bensì dalla Comunità Europea, perché si trattava di Certo. sponsor europei con dei finanziamenti, abbiamo perso quello che era l'attività in quella zona. Allora cosa fare di questa cosa struttura? fare? Perché poi Noi voglio con sentire anche cosa ne pensano il Comune di Catania, proprio perché cade oggi con l'ampliamento dell'aeroporto, con tutto quello che si sta valorizzando, sta cercando di dare questo terreno all'aeroporto con la SAC e non lasciarlo abbandonato, quindi trovare con l'intesa con l'aeroporto. Si parlava di posteggio addirittura. Ecco, questa è una cosa fa. che noi come Comune di Catania dovremmo entrare Sì. nella SAC e quindi come convenzione abbiamo questo terreno a disposizione che dovrebbe essere usufruito alla fine per i cittadini e non soltanto come attività sportiva, che da 10 anni a questa parte non è più inserito nel settore sport. Quindi praticamente Quindi è un ci campo possiamo dimenticare che questo campo dimenticare. possa ritornare ad essere di nuovo un campo di calcio. Purtroppo sì. Anche perché ai tempi giocavano anche a rugby in quel Sì, campo, è non era vero. soltanto Sì. il campo di calcio. Ancora prima che ancora prima venisse su era il anche Goretti. soprattutto un campo di calcio che purtroppo oggi per tutta una serie di circostanze, anche per il discorso dell'ampliamento dell'aeroporto, non possiamo non cederlo. È vero, è vero. Signor Sindaco, la struttura di Fontanarossa sicuramente è una struttura che ci fa venire in mente tanti ricordi, soprattutto perché ha fatto calcio e non solo negli anni 70 e negli anni 80, però è anche vero che è una struttura che logisticamente era ideale perché era facilmente raggiungibile. Peccato vedere una cosa di questa che adesso, da come parla giustamente Lanfranco, probabilmente non la vedremo più da calcio. Peccato sì, però il decentramento delle strutture spesso ha anche presenta queste difficoltà. Ovviamente avere un aeroporto lì vicino non gioca a favore di un campo di calcio, questo è sicuro. L'ampliamento dell'aeroporto... Le nuove normative lo vietano quasi probabilmente. Io no? penso, io ci ho giocato in quel campo quando ero piccolino. Ah, bene, quindi insomma ha un ricordo personale. Ma l'aeroporto non era quello di oggi. Certo, non c'è dubbio, proprio a livello proprio di spazi non era quello quindi di oggi. Quindi decentramento necessario per le strutture. Il decentramento sì, è necessario, poi vabbè, casi di questo tipo, finanziamenti che vanno a finire in quel modo che abbiamo visto, stanno un po' in tutta la Sicilia, non solo
non solo a Catania. In quel caso io non sono dell'amministrazione catanese, però penso che se quella struttura non può diventare sportiva ci sarà un motivo e sarà validissimo. Assolutamente, quindi. Assolutamente. Fabio Cantarella, il decentramento è essenziale, è importante. Voi a Mascolocia sotto questo punto di vista siete tranquilli perché diciamo, la struttura vostra sportiva sta proprio diciamo, ai margini del centro, quindi facilmente raggiungibile, e devo dire anche che è ottimamente tenuta. Sì, con tanto sacrificio, perché oggigiorno gli enti locali fanno sforzi non indifferenti. Aiutano poco gli enti locali? Diciamo che gli enti locali fanno quel che possono fare, perché noi lo sappiamo che lo sport è un veicolo fondamentale per educare e formare le generazioni future, e quindi sappiamo che lì dobbiamo investire, naturalmente avendo le risorse. Quindi certo. È cambiato il mondo rispetto a 4 anni fa, assolutamente. La svolta pensi che sia stata quella di renderlo sintetico quel terreno? Assolutamente. È stata quella la svolta? Sì. Cosa che forse dovrebbero un po' prendere altre società, altri amministrazioni. Quello può essere il futuro, perché diventa più facile da gestire e da manutenere, anche se ha dei costi sotto quell'aspetto. Devo dirti invece che recentemente abbiamo per esempio assegnato a un'associazione un bene che era confiscato alla mafia in via delle Magnolie, un campetto in erba sintetica di calcio a 7. Anche il sindaco Caputo ha seguito da vicino la vicenda perché lui fa parte del consorzio per la gestione dei beni confiscati, e questo si trova in periferia a Montpilieri, ed è un'altra risorsa che mettiamo. Montpilieri mi fa venire in mente anche l'altra struttura che aveva il Calcio Catania, che attualmente quella è una finita. Vogliamo dare una storia a questa cosa? Cioè, come finirà? Se è mai iniziata? No, intanto è nelle aule di tribunale, quindi finirà con una sentenza, purtroppo. Con il rischio di perdere tutto? No, noi no, perché penso che abbiamo le carte in regola per spuntarla. Io all'inizio avevo provato, diciamo, a trovare una soluzione insieme alla società che fosse una soluzione, diciamo, transattiva, che potesse in tempi brevi farci avere la struttura agibile, perché è una struttura importante anche per il nostro territorio, anche per i territori limitrofi. Non è stato possibile perché lì purtroppo tra vandali e furti i danni oggi ammontano a circa 600.000 euro. Costa tanto quasi rifarlo. Sì, è assurdo. Purtroppo il primo nemico delle strutture sportive sono i vandali, cioè la gente che dovrebbe tutelare il proprio patrimonio invece lo va a devastare. Ciò non avviene e quindi succede come in questo caso, che la struttura di Montpilieri probabilmente rischia di essere persa, a prescindere da quella che sarà la sentenza del tribunale probabilmente. Questo no, perché ritengo che la sentenza debba prevedere un risarcimento danni per rimettere il campo in funzione, quindi in ogni caso, in un modo o nell'altro, dovremmo riuscire a renderlo nuovamente fruibile. Dobbiamo capire in che tempi, e questo è il problema. Mascolocia però è doppiamente contenta, grazie anche alla vostra amministrazione, se devo essere sincero, perché qui insomma il presidente del Mascolocia Calcio a 5 ha sentito da più voci, ma non soltanto lui, che il palazzetto probabilmente subirà un maquillage, no? Era anche ora. Era ora. Venne realizzato per le Universiadi e da allora non ha avuto più interventi importanti. Adesso in estate approfittiamo della pausa delle stagioni sportive e facciamo dei lavori importanti fra il tetto dove si infiltra acqua. Tra poco sentiremo anche il presidente, perché probabilmente con il palazzetto nuovo potrebbe nascere un nuovo Mascolocia Calcio a 5, perché magari potrebbero nascere insomma nuovi tifosi e nuova voglia di mettersi in gioco. O sbaglio, presidente? No, è così. La speranza è di riuscire a portare più gente insomma al palazzetto, che già comunque in queste finali nazionali, in tutte queste semifinali, in tutte queste partite era comunque pieno. Mascolocia è il palato fine, il calcio a Mascolocia è sempre stato calcio a 5, che ormai è una realtà, voglio dire. Quindi per noi c'è l'obbligatorietà nei campionati nazionali di giocare al palazzetto, quindi il nostro futuro è lì. È lì, anche perché si parla di Serie B, diciamo quasi certa probabilmente, al 99,9%. No, direi 100%. Al 101, no? Bene, siamo 101, contenti, siamo contenti, soprattutto insomma il centro di Mascalocia. Il palazzetto Lanfranco, e poi voglio sentire anche il sindaco di Belpasso, mi fa venire in mente anche purtroppo il palazzetto di Catania, non tanto quello di Piazza Spedini, che è storico ma è veramente riduttivo, ma quello di Nesima, che purtroppo piange. Mi fermo qui. Io devo dire questo, aggiungo che nella zona dell'aeroporto c'era stato anche accanto il Santa Maria Goretti, sì, è vero, il cosiddetto campo oggi Benito Paoloni. Sì, anche se anche lì insomma... Lì c'è stato l'intervento sia regionale che statale, dove i finanziamenti sono arrivati, e quindi alcuni campi, quello per esempio Santa Maria Goretti, che è adiacente diciamo
struttura abbandonata del campo sportivo, quello sarà rimesso a nuovo. Quindi ma accanto c'è quello di Zia Lisa anche. Pensi che anche sì, quello di Zia Lisa possa subire quello una attualmente non è inserito nel programma di finanziamento, però quello, così come anche la piscina di Nesima, quelli sono già stati inseriti e finanziati. Quindi un progetto che vedrà alla luce quando? 2018? È chiaro, ci saranno quelle che sono le gare, poi l'importante era mettere nero su bianco e finalmente siamo riusciti a valorizzare quei campi. Bene, per quanto riguarda invece il Pala Catania, diciamo, sì. purtroppo anche lì il vandalismo ha fatto da padrone. Mascalucia ne sa qualcosa. E noi abbiamo denunciato più volte questo fatto e certamente non possiamo stare fermi e assolutamente non possiamo lasciare una struttura del genere in quella zona, che accanto c'è la piscina di Nesima, e lasciarla al totale abbandono. Ecco, quindi lì occorre un intervento della politica, ma anche un intervento ma non serio. Si può pensare anche ad una affidarla? Sì, se questo noi stiamo pensando di fare questo. Guarda, molte strutture sportive noi le abbiamo date alle società sportive. Perché ci siamo resi conto che il comune di Catania, così come anche altri comuni, Belpasso, Mascalucia, non è in grado di fare non soltanto la manutenzione ordinaria, ma anche quella straordinaria. Che è importante. Allora in quel caso è meglio darla a delle associazioni sportive che operano quel settore e che loro badino queste strutture, quindi trovare una convenzione ventennale, trentennale, così come abbiamo fatto con le altre strutture, quello tipo dell'hockey, quello delle strutture sportive all'interno dello stadio, che vi erano, anzi vorrei così anche dirlo in più in televisione, che all'interno dello stadio c'è il judo, c'è il box, c'è la scherma. Sta diventando multifunzionale. Multifunzionale lo stadio. Ecco, questo secondo me è stata data alle società, non soltanto le società o associazioni, ma società legalmente riconosciute dalle federazioni, così come il nuoto, così come il judo, così come la lotta, così come la scherma. Quindi dare alle società, alle federazioni la possibilità di dire: noi abbiamo questi terreni, gestiteli, anzi per noi ci togliamo, diciamo, un grosso... Belpasso non piange in questo senso, perché ha uno stadio carinissimo, la rimanenza delle strutture insomma prevede un miglioramento, oppure ci sono dei progetti da realizzare ex novo secondo la vostra amministrazione? Allora, a Belpasso abbiamo il San Gaetano, che è lo stadio storico, conosciamo tutti, in erba, delle immagini. Tutto. Anche lì ha bisogno delle migliorie, però lo stadio è in una buona situazione. E poi abbiamo un palazzetto, un campo da calcio a 5 e 2 campi da tennis. In merito a queste strutture, perché è tutto un complesso, sia il palazzetto sia i 2 campi da tennis e il campo di calcetto, è prevista una ristrutturazione, una riqualificazione di tutti gli impianti che attualmente finanziamenti già arrivati? Finanziamenti stanno per arrivare. A parole può dire tanto, però poi dopo ci vogliono finanziamenti arrivati, perché col credito sportivo sappiamo che già abbiamo avuto già ampie gratificazioni che arriveranno questi finanziamenti. Sono delle strutture che attualmente sono aperte, quindi non sono delle strutture lasciate all'abbandono. Certo. Ha bisogno di una le attività sportive ci sono, chiaramente con un miglioramento poi avranno anche le stesse società un miglioramento organizzativo interno che è fondamentale. Certo, e poi stiamo pensando anche noi di affidarli al privato. Bene, questa è la scelta più giusta. Privato, massimo privato. Allora il sindaco sotto questo punto di vista sta sposando appieno un po' l'idea di organizzare anche eventi che non siano necessariamente sportivi, perché poi le strutture possono essere utilizzate anche per altri momenti di spettacolo. Certo, per eventi sportivi, manifestazioni e quant'altro, quindi lo stadio sappiamo benissimo che può essere utilizzato. È anche vero che per quanto riguarda manifestazioni sportive, come si parlava prima del campo in erba sintetica, il montaggio e smontaggio di palchi e quant'altro può diventare anche un attimino pericoloso e può creare dei danni, quindi poi ci dovrebbero essere delle rassicurazioni particolari, anche perché io vengo da questa e quindi sai benissimo ci sono delle normative che quando si parla di erba sintetica sono stati anche dei concerti fatti al Cibali e danni si sono visti dopo, figuriamoci uno che va a investire su una struttura in erba sintetica spendendo centinaia di migliaia di euro, darlo per un evento e vederlo poi... Quindi piedi per terra con molta attenzione su quello che va fatto. Ci vogliono delle rassicurazioni, eventi giusti che non creino dei danni
poi l'indomani. Assolutamente. Si è parlato di eventi, allora così per presentare l'evento del Penalty Awards che si svolgerà a Belpasso al Teatro Nino Martoglio, abbiamo una clip proprio che ci parla di Belpasso, questa bellissima perla dell'Etna. Difendi, dribbla, attacca, manda a segno quella palla. Fischio d'inizio, comincia il programma penalty play, ok. La curva salta, ole ole, accendi quella TV, ole ole. Presenta Toto Ricci, ole ole. Commenta il doppio incontro, ole ole. Canale 78. Una bella cartolina su Belpasso che, vi ripeto ancora una volta, ospiterà la terza edizione del Penalty Awards, il meglio del calcio dilettantistico in passerella. Per questo premio, patrocinato anche dall'AIEC, l'Associazione Italiana Allenatori, ma soprattutto anche dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. Signor Sindaco, Belpasso è pronta per questo evento, però è anche vero che potrebbe fare di più, secondo lei, per lo sport una cittadina come Belpasso? Certo, un'amministrazione della politica può sempre fare di più. Deve fare Oggi di più. Ci misuriamo con qualcosa che dicono tutti, ma è reale, con una realtà economico-finanziaria che è particolare per gli enti locali, e quindi si cerca di fare del meglio, anche inventandosi qualcosa. Si può fare di più? Certo, le rispondo di sì, sicuramente anche se sì. spesso e volentieri i grandi problemi delle società, e qui poi voglio sentire anche i nostri ospiti, sono i partner, gli sponsor, che spesso e volentieri insomma, non ci sono, e quindi non tutti riescono poi a sopperire alle spese vive di una stagione. Il compito di un'amministrazione locale è dare le strutture e dare i servizi. Quello è l'unico compito che dà la legge ed è quello che deve assolvere. Già è complicato farlo.
Poi è ovvio che le attività di privati, in questo caso, anche se sportive, quindi hanno una valenza sociale, ma diciamo che sono se il sempre... centro è più commerciale è meglio è per lo sport stesso. Non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Lanfranco, sotto questo punto di vista, credo che il sindaco dice delle cose ad hoc, no? Bene, come dice la politica è anche inventiva. Noi abbiamo le strutture, dobbiamo cercare di inventare laddove non siamo riusciti a produrre. Quindi se ben vengono le società sportive, ben vengono anche i privati che vogliono investire su delle strutture totalmente abbandonate. Quindi la politica di sviluppo nei confronti dello sport, secondo me, deve partire necessariamente anche dall'alto. Fabio, invece le attività commerciali spesso e volentieri acquistano quasi una società, la sfruttano, nel senso buono della parola, la spremono e poi l'abbandonano, rischiando poi magari di lasciare in 13 progetti sportivi che magari all'inizio potevano sembrare di grande qualità. Sei d'accordo che spesso e volentieri succede questo? A volte capita anche questo, è vero, visto realtà spremute come dici tu. Però è anche vero che la crisi economica, come ha investito il pubblico, ha investito anche il privato. Non è un caso che tutti i centri storici ormai sono pieni di si loca, si vende, cioè molte attività chiudono e non riescono a pensare neanche a sopravvivere, figuriamoci a finanziare una squadra di calcio. È vero, è Quindi vero. le difficoltà ci sono. Semmai occorre avere dell'inventiva in questi momenti. Lanfranco Zappalà ha detto una cosa importante che noi stiamo anche facendo a Mascalucia, che è quella per esempio di responsabilizzare le stesse squadre che utilizzano le strutture sportive. Ecco. Per esempio, non abbiamo più i custodi perché magari vanno in pensione, non possiamo fare i concorsi per assumerne nuovi. Allora noi facciamo un bando ogni anno. Le stesse squadre che giocano e si allenano nel palazzetto o al campo di calcio partecipano, una di queste poi si occuperà di custodire l'impianto, quindi aprirlo, chiuderlo e mettersi a disposizione delle altre squadre che si allenano e giocano. Si ammortizzano i costi a questo punto. Si ammortizzano i costi, e sono costi non indifferenti questi. Certo, immagino. In che senso? Nel senso che la struttura sportiva Sì? è responsabile dell'impianto sportivo, Giusto. perché il più delle volte è capitato nel corso degli anni anche nei comuni che molte società sportive, essendo comunale, facevano quello che volevano, invece dandogli una responsabilità, pagando anche un minimo a chi va a giocare e quindi la società sportiva che va a pagare quel campo sa che quel campo comunque fa parte anche del suo bene, quindi non è comunale, è un bene comune. Ha tutto l'interesse, diciamo, a mantenerlo integro, certo. Possiamo far vedere già alcune immagini dello stadio comunale San Gaetano di Belpasso, perché con il sindaco proprio di Belpasso vorrei fare una chiacchiera un po' più cattivella. Spesso e volentieri le amministrazioni nelle passate stagioni elargivano in maniera quasi esagerata. Molte società vivevano con le amministrazioni, cioè finché l'amministrazione sganciava insomma soldi, parliamoci chiaro, e allora queste società avevano progetti, investivano, alcune volte investivano in maniera secondo me anche sbagliata. Per fortuna avete messo uno stop, non soltanto voi ma credo molte amministrazioni. Lo stop è legato anche a dei rilievi che fa la Corte dei Conti. Al di là di un discorso economico e finanziario, se i soldi ci sono o no in cassa, in realtà non si possono dare delle ingenti somme di denaro a delle associazioni. Perché si vanno Prima a finanziare... però succedeva, Presidente? Prima succedeva il Club Calcio Belpasso quando salì nella famosa Serie D, prese quell'anno 310 milioni di lire, ancora c'erano le lire. Ed erano tantissimi. Pensare che un comune elargiva a dei privati 310 milioni di lire alla fine per fare una... Sì, aveva una valenza sociale lo sport, ma in quel caso era pure imprenditoria. Considerato che di belpassesi in realtà non è che ce ne giocavano in quel Belpasso, quindi era un'attività imprenditoriale più che un'attività sportiva. Da quel momento in poi le amministrazioni che si sono succedute hanno avuto più un occhio sui vivai. Anche perché adesso, per esempio, appena lei ha detto 350 milioni di lire, 310, il presidente del calcio a 5, Caruso, magari Dio avessi io non ho avuto mai elargizioni, devo dire che però non perché qui, questa è una coincidenza, nessuno ci crederà, ma fortuna che io e l'assessore Cadrella siamo qui.
nella gestione insomma, del sindaco Leonardi della stessa Mattarella ci sono state date delle possibilità non saranno superiori e non è un euro. caso ma soldi non ne parliamo proprio di soldi perché i servizi, quello che chiediamo anche la vicinanza, perché è lo stesso fatto che lui viene alle partite, insomma bisogna avere pure un po' di passione alle cose, se no abbiamo finito totalmente. È vero. E quindi questo miracolo, perché di questo si tratta, se negli ultimi 4 anni noi abbiamo vinto 2 campionati, 2 Coppe Italia, un secondo posto, un terzo posto, insomma voglio dire ci sarà pure un motivo. E le componenti... Questo è nato anche perché c'è stato un progetto anche tecnico, no? Un progetto tecnico sicuramente, se poi annoveriamo gli allenatori che abbiamo, insomma tutte le tu sai fra l'altro la situazione, chiaro. Ci diamo del tu se non sbaglio. Certo, come no. E quindi dico, sento parlare di queste cifre, io sconosco queste cifre. Penso che se avesse avuto questa possibilità noi ci stavamo giocando lo scudetto sicuramente. È un calcio del passato ormai, questo è un calcio che non appartiene più alla realtà. Parliamo, le cose che avete detto prima invece sono cose reali. Beni e servizi da parte loro, noi pagare quello che è dovuto, perché poi alla fine funziona così, è inutile poi girarci intorno su tutte queste cose. Se io voglio fare sport a un certo livello e voglio usufruire di questa struttura che ora loro stanno mettendo a nuovo, io devo rispettare le regole e le leggi, e poi se non mi va non faccio più calcio, passeggio, se voglio farlo. Ma non credo, perché insomma c'è il virus, chi fa il presidente a questi livelli c'è la passione, l'amore, dice bene Lanfranco. Poi io mi divido tra Catania e Mascalocia, quindi tutti sanno. La passione è fondamentale, e qui Massimo mi può confermare, perché lui insomma con una sua iniziativa personale ha ristrutturato una struttura sportiva. Ce ne vuoi parlare, perché tra l'altro vedrà la luce dopo Pasqua. Sì, no, ma è stata una cosa carina, perché è nata proprio da un incontro che ho avuto lì a Belpasso in un istituto di ragazzi con particolari. Subito sono stato lì invitato in un compleanno di questi ragazzi, e guardandomi negli occhi con questi ragazzi ho sempre detto, appena li ho guardati ho capito subito di cosa avevano bisogno. Io che sono amante del calcio per motivi anche professionali. Anche questa è passione, Anche questa è passione. Infatti, anche questa è passione. Ho visto questo campo abbandonato da 35 anni, proprio con pali arrugginiti, reti rotte e quant'altro, e ho fatto la proposta alla fondazione che mi sarei occupato dell'intera ristrutturazione, donando ai ragazzi un campo che era in cemento armato, un sintetico adesso, e diventerà un campo in sintetico, in erba sintetica di ultima generazione, e questa è una cosa bellissima, con una messa a norma perché non esisteva niente, quindi abbiamo messo a norma tutte le recinzioni laterali, verrà fatto un impianto di illuminazione, insomma, porte e quant'altro. No, il risultato ci poniamo una domanda molto semplice: ma sei pazzo o sei folle? No, a me no, perché sì, sono folle. È una follia che fa piacere, però. È una follia, però devo dire, ne parlavo al sindaco. Spesso ne abbiamo parlato. Io devo dire, sono un mister bianchese e devo tanto a Belpasso, perché da quando Carlo mi ha chiamato vicino a lui, devo dire che ho avuto dei consensi bellissimi, abbiamo fatto delle cose bellissime in 2 anni a Belpasso, e quindi io devo tantissimo a questa cittadina che mi ha accolto e mi ha permesso di poter... E quindi hai regalato... Mi sembra giusto e onesto che chi può fare faccia anche qualcosa di piccolo, che in questo caso non è tanto piccolo, però faccia qualcosa per il paese, perché se tutti la pensassero così, molte cose si dovrebbero... Voi siete una piccola realtà, Belpasso è una piccola realtà, allora la domanda la devo rivolgere adesso a Lanfranco, che invece vive una realtà un po' più grande. Ce lo presti? Eventualmente lui è disponibile a lavorare con tutti. Massimo, a parte una cosa di passione, come diceva benissimo Ettore, c'è anche un problema di togliere questi ragazzi dalla strada, quindi un problema anche sociale, che nei quartieri, per esempio limitrofi a Catania, vanno a rischio, e noi stiamo cercando di attuare anche con il Calcio Catania, con la convenzione che fecimo. Avevamo messo nella convenzione di realizzare in alcune strutture abbandonate, o meglio terreni abbandonati, non calcistici, però dei piccoli campi di calcio al 5. Il problema poi è solito, un po' il vandalismo, rischia poi dopo di non controllare. Ma nei quartieri invece paradossalmente no, perché in quei quartieri dove non si è fatto nulla c'è la fortuna
presume ancora di poter investire. Dove si è investito, al contrario, ci sono stati gli utenti che hanno collaborato e hanno per il mantenimento della che struttura. bello. Questo Mascalucia invece che fa sotto questo punto di vista? No, Vuole magari cercare di recuperare, già sta facendo tanto, ma dico il recupero anche di qualche struttura? Sì, quella di Massa Annunziata sarebbe Quella veramente... rimane il top secondo me. E poi c'è il Falcone Borsellino, che abbiamo lì nello spiazzo dove si fa il mercatino del giovedì, che lo stiamo recuperando a breve. Bene. E puntiamo ad affidarlo a un'associazione del posto, così da renderlo fruibile per tutti. E questo aiuta tantissimo. No? Poi Perché... devo dire che il sindaco Arbuto ha detto una cosa importante. Sì? Un ente locale deve guardare non solo al campionato di vertice, quello che sia, ma quanti residenti impegna questa società. Ecco, apriamo un questo filone è importante, perché quando... tutte le società calcistiche hanno pochi elementi locali, ma molti stranieri. L'obiettivo dei locali è anche pensare al benessere dei propri concittadini, cioè noi dobbiamo anche puntare giusto. su questo. Beh, bel passo, Okay. allora, in questo senso Fabio, con la squadra che ha disputato il campionato di eccellenza, ha usufruito di molti ragazzi del luogo, forse anche per scelte economiche sicuramente. Solamente per scelte però non ha sbagliato neanche valorizzare la realtà locale, no, signor Sindaco? Sì, non c'è dubbio. Allora, le Poi se si è amministrazioni- vinto, si è perso, un il altro compito discorso. della politica e il compito delle amministrazioni è puntare sui vivai, contribuire anche economicamente, se possibile, a delle attività per far crescere il vivaio, in questo caso del calcio, come in tutte le realtà sportive. Il compito poi di finanziare la prima squadra non è più della pubblica amministrazione, non è più dei deve cittadini, dipendere dalla prima, ma è degli altri, dall'amministrazione, cioè, è perché del sennò poi privato. dopo si diventa presidenti anche di una società di I calcio. cittadini Lei già non fa il possono sindaco. essere soci di un'impresa. Finalmente in molti l'hanno capito. Devo dire, penalty in questi anni fa non era così. Lo so, il perché- caso di 310 milioni che forniva il comune di l'esempio Belpasso, più il Club lampante. Calcio Non c'era Belpasso, nessun presidente prima. non era un caso singolo, ma un po' in tutti i comuni c'erano le amministrazioni che finanziavano questi Lo dico questo club. perché noi di penalty siamo giunti già alla sesta stagione, lo dicevamo sempre già dall'inizio, cioè non è possibile che un presidente faccia il presidente con il portafoglio dell'amministrazione comunale, perché è successo per molti anni, Certo. Finalmente se ne sono resi un po' conto tutti e qualcosa sta cambiando, infatti molte società scompaiono. E diciamo che necessità ha fatto virtù. Le società bussano laddove non sono fino ad oggi riuscite a entrare. Tu non bussi? E ci sono, quindi evidentemente faccio parte della terza è vero. Parliamo di questa tua bellissima esperienza della Final Four. Avete vinto la Coppa Italia siciliana, quindi poi siete andati di diritto a giocarvi insomma le varie partite per arrivare alla Final Four, ovvero fra le prime 4 squadre in Italia. Le squadre che parteciparono alla Final Four erano già di una certa qualità: Petrarca Padova, Aniene Roma, Videoton di Crema, e poi c'eravate voi. Già il fatto di stare tra le 4 è già uno scudetto vinto, non so se sei d'accordo. Ma sicuramente sì. Nel frattempo io pregherei la regia di mandare la clip proprio del Mascalucia, perché ci sono alcune foto dell'unica partita che in fondo avete fatto, la semifinale, che comunque, anche se persa, vi ha fatto capire intanto che siete nell'elite del calcio italiano, Sì, certo. e poi insomma... Mi riallaccio al tuo discorso di prima, tra l'altro. Sì. Parlavi di atleti che fanno parte della propria città, no? Sì. Facciamo un esempio su questa partita, che è la nostra semifinale. Sì. Il Videoton, che è il Petrarca Padova, anzi scusa, Sì. è la squadra di casa, fa parte del complesso del Petrarca di Reggio, tutta la quindi, insomma, struttura. una bella organizzazione. Annovera su 12 giocatori, scende in campo con 8 brasiliani e 4. Il Mascalucia Percorso scende sbagliato. con 7 mascalucesi, 5 della provincia. La squadra juniores per 10-12esimi è di Mascalucia, la squadra allievi in toto e la scuola calcio evidentemente. Quindi stiamo parlando già, andremo entrambe nelle categorie nazionali, ma questa è una squadra che ha speso 10 volte più di me. Il risultato è lo stesso. Certo. Loro non hanno nessun giocatore di Padova, perché ho parlato. Mentre invece con... voi avete Noi siamo valorizzato una squadra- il territorio. Siamo una squadra di Mascalucia. E siete la squadra di Mascalucia. Noi facciamo tutto L'appartenenza. a Mascalucia. Sì. La ristorazione, facciamo il centro medico che ci gestisce. Io ho portato tutte queste situazioni a Mascalucia. Sono riuscito a farlo insieme ai dirigenti della squadra, della società, a portare tutto l'indotto su Mascalucia. E ancora possiamo fare di più.
Avete sognato... E non ho padroni. Fai bene, tornando bravo. a quello che dicevi prima. Avete sognato... Il prossimo sarà mio figlio, il prossimo presidente. Se no, niente più. Va benissimo. Senti, avete sognato per un attimo il miracolo anche di arrivare in finale? Oppure Guarda, eravate coscienti che comunque guarda, vi scontravate con una realtà fortissima? Noi sapevamo di giocare con una realtà fortissima. Il nostro miglior giocatore, il capitano, aveva giocato anche con Kleber, che è un ex nazionale, insomma, un brasiliano che ha giocato a livelli di Serie A e tutto il resto. Quindi sapevamo che sarebbe stata un'impresa ardua, a prescindere poi di un primo partito e di tutto il resto che ci poteva stare, perché la gara era determinante. Noi siamo stati sul pezzo per buon 3/4 di primo tempo e nel secondo tempo stavamo ritornando in partita, abbiamo sfiorato il gol del 5-3, il calcio a 5, insomma, sì. Futsal, 1 o 2 gol di differenza non sono, ne sa qualcosa il Polignano, certo, che aveva un vantaggio. Siamo stati sul pezzo, però devo essere cosciente e devo essere anche onesto. Come il tasso tecnico il tasso era tecnico diverso. loro hanno fatto la partita e hanno vinto perché erano più forti, hanno vinto anche la finale, quindi voglio dire noi siamo... Evidentemente c'era una qualità non di indifferente. fondo. Mascolocia grida a questo punto che cosa? Bravi. Bravi perché è riuscito a coniugare una storica promozione. Giocano molti di Mascalocia. Diciamo che ha promosso il territorio utilizzando il territorio, che è il massimo. Insomma, fare uscire poi anche il nome di una cittadina come Mascalocia in una finale nazionale vuol dire veramente lanciarsi anche, insomma, in certi canali promozionali non di poco conto. Assolutamente sì. Poi la cosa che più mi fa piacere è che non è stato casuale, cioè è un percorso che è iniziato tanti anni addietro, si è sfiorata tante volte la fase finale, tante volte la promozione e diciamo si è costruito un passo alla volta. E questo... Tra l'altro tenendo presente che hanno vinto la Coppa Italia regionale, anche quindi già questa è una vittoria anche importante di qualità. Ecco una squadra all'avversaria, insomma era Catania-Palermo quella partita, Mascalocia capaci, loro vestiti di rosa nero, noi, non è una partita semplice, è una squadra di Blasone, una squadra forte. Allora, una prima parte devo dire della nostra trasmissione è ricca anche di argomenti, perché si parla di società che scompaiono, di strutture che ci sono, che vanno migliorate, di recuperi di strutture. Questa è la dimostrazione che oggi, seppur giornata di Pasqua, vogliamo parlare di progetti. Allora, dato che siamo nella parte finale di questa prima parte, parliamo di progetti. Belpasso come si preparerà adesso per l'estate e anche per la prossima stagione 2018 dal punto di vista sportivo, se c'è qualche cosa che bolle in pentola che magari noi non sappiamo? Dal punto di vista sportivo, ritornando un po' a quello che è il compito dell'amministrazione, certo, di un'amministrazione pubblica, noi saremo pronti con l'inizio dei lavori per il palazzetto e i 2 campi di tennis e di calcio a 5. Bene, quello e questa di sicuro. è importante questa stiamo situazione. già abbiamo ottenuto l'agibilità per le tribune del San Gaetano, sì, perché era necessario farlo e quindi... Un adeguamento più che altro probabilmente. Sì, l'agibilità scade e poi si devono fare dei lavori per riottenerla spesso e quindi questo è stato fatto, il resto abbiamo esaurito. Il resto speriamo di avere il prossimo anno una buona squadra, quantomeno che valorizzi il territorio belpassese. Non c'è dubbio, è la speranza di tutti. È vero, è vero. Lanfranco, invece con te abbiamo detto che il progetto di Fontanarossa giustamente prenderà un'altra linea. Una parte sta andando avanti, un'altra parte e un'altra giustamente prenderà un'altra linea. Il ritorno, cercando di valorizzare la struttura di Nesima, sarà probabilmente discussione quella è già prossima. Sì, quella è non soltanto quella, ma anche altre strutture. E tu ce l'hai un sogno nel cassetto nell'ambito sportivo? Ma guarda, io sono uno sportivo nato. Lo so, non per sono, questo, insomma, tu che sei uno che fa sport, che ama lo sport, sicuramente la voglia di proporre qualcosa... Ho fatto un altro tipo di sport e ti dico che ora con l'età avanzata mi sta iniziando a piacere il calcio. Ah, bene. Ogni tanto giochicchio con mio figlio, insomma, con amici in qualche squadra. Noi dobbiamo, a maggior ragione, come diceva il sindaco, diceva anche benissimo Cantarelli, noi dobbiamo valorizzare ciò che abbiamo. E ciò che abbiamo fino ad oggi purtroppo nello sport abbiamo avuto qualche lacuna da parte di tutte le amministrazioni, non voglio fare nessuna accusa a nessuno, ma oggi non è più il tempo, perché mentre prima avevamo le società e non avevamo le attrezzature sportive, adesso... Oggi paradossalmente abbiamo le attrezzature sportive e non abbiamo le società, anche se in quest'ultimo periodo devo dire che molte società stanno chiedendo, proprio perché abbiamo fatto questa cultura, questo concetto di dare alle società, quindi la responsabilità delle strutture, molte società stanno chiedendo ora spazi che purtroppo oggi non abbiamo più. Quindi dobbiamo cercare anche tra di noi
qui c'è un presidente di una società sportiva che sa benissimo le difficoltà di un campo, di una protezione, di una società che vuole portare avanti dei giovani. Immaginate un po' quei 4-5 campi agibili, perché noi non possiamo dare come Comune di Catania la possibilità di far giocare dei ragazzi in strutture non agibili, quindi già abbiamo questa responsabilità. Diciamo Poi, che è fondamentale. Che è fondamentale. Quindi su quelle che abbiamo, lì dobbiamo iniziare a quadrare il cerchio e fare rientrare tutte quelle associazioni sportive che avevano abbandonato quella passione e cuore che lei oggi ha e che purtroppo noi richiediamo che vengano e che ritornino a giocare. Ci fa piacere che tu lo stai gridando ad alta voce. Sì, lo dico senza... Il volontariato è fondamentale, se poi ci si mette dentro anche un po' di organizzazione arriveranno sicuramente non risultati. basta assolutamente. Fabio, invece i vostri progetti di miglioramento vanno a gonfie vele ed è la dimostrazione che insomma a Mascalucia, a parte insomma la parentesi importantissima del calcio a 5, ci sono anche tante altre discipline sportive che voi valorizzate. Perché abbiamo la pallamano, voglio dire, c'è appunto la realtà della pallamano che è fondamentale. Abbiamo il basket, abbiamo tante realtà, la pallavolo che quest'anno ha centrato delle promozioni in Serie C. Non solo calcio, giustamente. Non solo calcio, ma è giusto che ognuno possa praticare la disciplina che più gli sta a cuore. Noi completeremo la riomologazione del campo in erba sintetica, perché l'unico handicap che hanno questi campi in erba sintetica è quella che devono essere poi omologati dalla federazione, quindi la stiamo ultimando entro il mese prossimo. Beh, tutto in regola però penso, sì, no? Perché una struttura come quella non può non essere in regola. Vanno fatti degli accorgimenti per ottenerlo, certo, chiaro. oltre le spese che purtroppo ci vogliono. E poi puntiamo ad assegnare il Falcone Borsellino. È una piccola cosa che a me piace tanto ogni estate, quella che noi poi valorizziamo le palestre nostrane, no? Facciamo i saggi di danza, i saggi di arti marziali. È giusto, dove è giusto. Tanti nostri concittadini poi dimostrano quello che hanno appreso nell'anno di... Chiaro. Anche quello è sport, anche aggregazione e voglia anche di mettersi in gioco. Che sono gli eventi più seguiti dell'estate, sono i saggi di arti marziali e di danza. È vero. Allora Nicola, invece pronto tutto il nuovo progetto per la Serie B a questo punto, perché l'amministrazione ti è molto vicina, da quello che insomma anche Fabio ci ha confermato non soltanto stasera ma anche nei mesi precedenti. La Serie B costerà un po' di più probabilmente, quindi la ricerca degli sponsor, voi chiamate il calcio a 5 non lo dico, stavo rispondendo ricco di idee in termini calcistici. Dico, lanciamo un messaggio ai partner che vorrebbero eventualmente sposare un bel campionato importante in Serie B, perché c'è un seguito nel calcio a 5. È una lo dobbiamo domanda che gridare. accetto volentieri, perché poco fa ho detto io non ho padroni, però bisogna dare atto che io gestisco appunto questa società grazie anche agli sponsor e soprattutto degli sponsor storici. Qui ne cito due come National Fund e Harley Davidson, insomma, che sono già nomi che vi aiutano, che ci aiutano insieme a tanti altri e quindi facciamo parte tutto di un indotto che ormai ha una garanzia, la temporalità, quindi noi non è lo sponsor che va un anno, lucra con le leggi sul calcio, quell'altro, ma sono giocatori solo di Mascalucia. Non mi prendere brasiliani per cortesia. Attualmente non fa parte del mio progetto prendere brasiliani, poi vedremo. L'amministrazione chiede forse qualche nome. L'assessore vuole vincere sempre, perché poi fra l'altro Mascalucia fa il suo forte nel campo di casa, insomma sul campo del palazzetto. Siamo è una bolgia quel campo. Difficilmente battibili. Noi quest'anno faremo un campionato di assestamento, quindi vediamo come tutte le volte che cambiamo campionato cerchiamo di capire come stanno le cose. L'importante è che non ti manca la stessa passione insomma, che hai trasmesso già da questa stagione. Quello non si ferma può aumentare. Indotto importantissimo Massimo a questo punto anche per gli eventi, sperando che anche gli stessi partner che si abbinano spesso e volentieri ad alcune società sportive poi si possono abbinare anche sugli eventi che hanno a che fare con lo sport e non solo, non necessariamente. Non necessariamente, noi non abbiamo grandissime risorse dal punto di vista degli eventi, quindi le selezionate con attenzione. Generalmente dobbiamo inventare, quindi selezioniamo le cose migliori e cerchiamo di fare più che altro la qualità piuttosto che la quantità distribuita. Se poi si parla di sport è ancora meglio. Che ben venga quando è stato proposto questo penalty award. Che ben venga, perché una manifestazione di questa in un momento scarso di eventi e quant'altro riesce ad arricchire sicuramente o a far partire meglio una stagione estiva che sicuramente non passerà inosservata, ci saranno sempre delle chicche particolari, però
naturalmente dobbiamo limitarci perché i fondi sono sempre molto limitati. Una prima parte scoppiettante, quella di penalty di questa sera, edizione pasquale, tra l'altro più tardi insomma anche noi taglieremo una colomba così per simboleggiare questa festività. Voglio subito ringraziare allora il sindaco di Belpasso, Carlo Caputo. Grazie signor sindaco, buon lavoro e chiaramente anche buona Pasqua. Domani c'è la Pasquetta, sarà una giornata di vacanza a 360 gradi come del resto anche quella di oggi. Grazie a Lanfranco Zappalà. A te auguro anche auguri a tutti per il buona Pasqua, chi ci segue di questa trasmissione che come dice, è abbastanza presente in città e provincia. È vero, grazie a Lanfranco, un saluto anche al nostro Fabio Cantarella, vice sindaco del comune di Mascalocia. Anche da parte mia, buona Pasqua a te direttore, a tutti i tuoi collaboratori e a tutti i tuoi telespettatori che sono tantissimi e anche fan, perché noi abbiamo i fan a penalty. Saluto anche il presidente della Mascalocia Calcio a 5, un saluto particolare anche ad Alessio Patti che chiaramente fa parte della redazione di penalty ma è molto vicino anche al vostro progetto. Siamo in 10 secondi, l'appuntamento fra 6 giorni, sabato prossimo al Palazzetto. Che giochiamo contro la Mabalat Palermo e ci sarà la festa della promozione. Giusto, quindi benissimo. Se vogliono godersi un po' di spettacolo, è una squadra fortissima fra l'altro. Al Palazzetto di Mascalocia. Al Palazzetto di Mascalocia ci sarà bel calcio a 5, bel futsal, perché poi mi rimprovono che parlo sempre, si chiama futsal. La parola giusta è futsal. Sì, ci sono tutti i tecnici, il mio presidente, comunque facciamo futsal. È vero. E quindi è l'occasione per riempire gli spalti. Bene, uno spot per lo sport vero e puro. Un saluto anche a Massimo Condorelli, consigliere del sindaco per quanto riguarda gli eventi. Buon lavoro anche per la prossima stagione. E anzi ne approfitto della sua presenza perché io vengo appunto dalla gestione di impianti sportivi, ripartiremo con un impianto sportivo a Mister Bianco e quindi avrò il piacere dell'inaugurazione di avere. Ci fai sapere la data che verremo anche noi come penalty. Perché viene peraltro da una sciagura, quindi riapriremo dopo 2 anni di inattività e quindi il piacere di avere loro. Ci saremo sicuramente. Bene. Allora chiudiamo questa prima parte, tra poco ritorneremo in studio e parleremo di calcio giocato, parleremo soprattutto di calcio giovanile con gli allievi e i giovanissimi regionali, ma vi lasciamo con la versione long version particolare dedicata al corso per allenatori dell'Ajax che si è svolto a Pedara. Oggi una trasferta per penalty, ci troviamo a Pedara, siamo nella parte finale del corso dedicato agli allenatori con il Gotha in un certo senso del calcio siciliano e non solo presente per l'occasione. Un'occasione importante perché da qui partono i nuovi allenatori della nuova generazione. Il corso allenatori è stato affidato a noi dal settore tecnico, lo abbiamo gestito, lo continueremo a gestire fino al 14 aprile, è iniziato il 16 di gennaio, quindi è un corso abbastanza lungo, molto impegnativo, che ha visto la partecipazione di 34 allievi che sono stati molto presenti, molto bravi a partecipare con costanza a tutte le lezioni che sono state tenute da docenti che vengono da Coverciano, docenti che sono stati scelti nella nostra zona. Quindi il corso, noi fino adesso siamo molto soddisfatti di come si è svolto a Pedara. Dobbiamo ringraziare il comune di Pedara per la grandissima disponibilità che ha dato affinché questo corso si potesse fare, ci ha concesso la sala, una sala molto bella, e la possibilità del campo, che poi abbiamo scelto anche un altro campo, quello di Aci Sant'Antonio, per le prove pratiche del sabato mattina. Comunque al comune di Pedara vanno i nostri ringraziamenti per l'accoglienza e per la disponibilità che ci ha dato. E il corso è un corso molto importante, questo è l'ultimo corso UEFA B fatto in questo modo, perché da quest'anno tutti i corsi UEFA B, cioè quelli che abilitano all'esercizio della professione fino alla Serie D, potrà essere frequentato soltanto da coloro che hanno superato il corso UEFA C, che è quello che riguarda il settore giovanile.
e questo fa parte un po' delle modifiche che sono state fatte a livello nazionale. Lo ripetiamo sempre, la Lega Nazionale Dilettanti, noi ci occupiamo di dilettantismo. Sì, dobbiamo essere sempre più preparati, ma allo stesso tempo dobbiamo trasferire dei valori educativi a quei ragazzi che noi andiamo ad allenare. Quindi mi aspetto più formazione, più capacità sia per l'allenamento rivolta a questi ragazzi che andranno ad allenare, e quindi più qualità. Ecco, quello che noi ci aspettiamo è la qualità, sempre maggiore in queste nostre società che operano all'interno della provincia di Catania e anche oltre, se i nostri allenatori avranno questa fortuna di andare oltre. Presidente, dobbiamo essere molto contenti di averla questa sera qui a Petara, ma soprattutto perché ancora una volta insegna calcio a questi prossimi nuovi allenatori. Sì, per me l'allenatore ha un ruolo fondamentale e importante, perché l'allenatore è il leader dello spogliatoio. Se è il leader vuol dire che i ragazzi che lo seguono lo devono ascoltare, e quindi lui ha non solo un ruolo di tattica calcistica ma anche formativo ed educativo nel contempo. Voi sapete questo nostro grande impegno contro la violenza, e qui l'allenatore ha un grande ruolo, perché i ragazzi, se sono ben educati e capiscono che tra i risultati possibili vi è anche la non vittoria o il pareggio, quindi ecco, quando non si raggiunge la vittoria si può andare sereni lo stesso, perché io lo dico sempre, questo è uno sport e quindi è un gioco, e il gioco con la violenza sono in contrasto. Mentre dal punto di vista tecnico, quanto è variato comunque adesso il ruolo dell'allenatore? Tantissimo, perché mentre prima era un problema solo di forza, nel senso che questi allenamenti solo sul campo, quindi era un fatto anche di muscolatura e poco di tattica, oggi invece la tattica e quindi la psicologia ha un ruolo estremamente importante, per cui tu devi essere un calciatore che deve avere la sua parte, diciamo, di robustezza, o se vogliamo la muscolatura, ma deve avere anche il cervello, perché talvolta quanto vale il posizionamento in campo senza pallone non vale avere il pallone, quindi si fa molto più gioco non avendo il pallone che avendolo. Una domanda un po' particolare, ma non sono troppi adesso gli allenatori? Ma secondo me non sono mai troppi, è come i calciatori, più ce n'è e meglio si sta in questo sistema. Certo, se noi pensiamo che l'allenatore pensa che da qui deve derivare il suo stipendio o il suo lavoro, può anche essere un lavoro, ma guai a pensare che quello è il lavoro, per cui meno ce n'è meglio è. Io invece penso che la concorrenza, tra virgolette, voglio dire, quando quindi il mercato è più pieno, ecco, si può fare anche qualità e ci può essere anche una scelta, voglio dire, più ponderata e migliore. Io penso che non ci sia mai, poi i bravi andranno sempre avanti e coloro che invece purtroppo ci sono in tutte le questioni, ma anche in questo sistema coloro che poi non lo sono non andranno avanti. Però l'importante è lo spirito con cui ci si approccia, cioè questo è uno sport, è un gioco, la domenica andiamo a divertirci e non mettiamo in pensiero le famiglie perché non si sa dove siamo andati a finire dopo la partita. Un allenatore 3.0 lo possiamo già definire? No, non lo so. Io vedo che nel calcio ci sono momenti in cui alcuni allenatori, come lo è stato Sacchi, come forse ha fatto anche Guardiola, creano delle svolte, creano filosofia, creano modi di interpretare il calcio, e questo è bello. Io dico a loro che non serve essere grandissimi allenatori o essere stati grandi giocatori per poter pensare in modo diverso, e il fascino dell'analisi e della stessa voglia di stupire attraverso idee nuove porta la gente a studiare, a guardare e a cogliere aspetti molto particolari. Ora si gioca molto sul possesso palla, si gioca molto sul pressing ultraoffensivo,
E questo non avveniva prima, dove c'era invece concentrazione difensiva, il famoso catenaccio all'italiana. Sacchi ha portato la zona totale, gli olandesi avevano creato il famoso calcio totale. Poi adesso prendono denominazioni come il tiki-taka. Sono passaggi che gli allenatori costruiscono e che poi di cui beneficiano tutte le persone a casa e i giocatori bravi. La figura del nuovo allenatore in che cosa si deve differenziare rispetto a quella del passato? Ma rispetto a quella del passato adesso i giovani sono diversi, anche dal punto di vista sociale, e quindi adesso ci sono i telefonini, ecco. E quindi chiaramente si parla con bambini e ragazzi che hanno un approccio diverso anche dal punto di vista del linguaggio, dal punto di vista educativo e dal punto di vista formativo. Una figura comunque nuova dell'allenatore, un allenatore veramente 3.0, non so se sei d'accordo nella definizione. Ma diciamo di sì, è un allenatore diverso, un allenatore moderno, un allenatore che deve continuamente aggiornarsi, perché non finisce qui a questo corso, che un allenatore che fa un corso non è che io subito sono allenatore e chissà quello che faccio. Un allenatore ha la necessità di aggiornarsi, e quindi questo lo dice proprio Olivieri. Ecco, pensavo alla riunione ultima che abbiamo fatto, dove appunto ci sono questi corsi di aggiornamento che verranno, tra l'altro, dopo questa informazione verranno migliorati sotto ogni aspetto, e quindi diciamo che questo allenatore è un allenatore che deve avere quelle capacità importanti. Non è il classico allenatore così come lo si può pensare, è un allenatore importante, quindi diciamo che questo ci onora, perché noi rappresentiamo l'AIC, l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, dove tra l'altro Olivieri adesso fa parte del Consiglio federale, quindi questo ci riempie enormemente di orgoglio, quindi questo ci rafforza quello che è il nostro movimento. Alessandro Marino, mister Alessandro Marino, nuovi allenatori, e qualcuno dovrà perdere pure il posto a questo punto. Ma siamo tanti, il problema è che man mano che passano gli anni mancano le società. Una volta invece era al contrario, c'erano più società e meno allenatori, adesso ci sono più allenatori qualificati e meno società. Consigliere del direttivo dell'Ajax di Catania, Luca Di Gregorio. Luca, devo essere molto sincero, ancora una volta l'Ajax, ma soprattutto l'Ajax di Catania, è in prima linea per cercare di tirare fuori nuove prospettive per nuovi allenatori. Assolutamente sì, con questo corso che è addirittura d'arrivo, con appunto nuovi colleghi tra poco, prima di Pasqua ci saranno gli esami finali, e quindi, come dici tu, per tirare fuori nuovi allenatori, ma soprattutto nuove, io dico sempre, persone con moralità, con non solo insegnare, io parlo anche soprattutto a livello giovanile, la tecnica, ma anche, come io dico sempre, saper perdere. I miei colleghi devono insegnare ai bambini, ai ragazzi a saper perdere, soprattutto dalle categorie inferiori, dalle giovanili, perché si sta perdendo, ecco, questa cosa qui. I bambini si devono divertire, dobbiamo essere bravi a insegnare non solo lo stop, il passaggio, ma soprattutto queste cose qua a livello morale.
Eccoci rientrati in studio, come avete potuto ben vedere abbiamo raccontato la storia soprattutto di questo corso per allenatori che si è svolto a Pedara, grandi nomi presenti, soprattutto il presidente della FIGC siciliana. Seconda parte, dopo aver messo da parte soprattutto il discorso politico e tutto quello che concerne le strutture, grazie anche alle persone, agli ospiti che sono stati così gentili nel raccontarci il loro modo di fare politica nello sport, in questa seconda parte invece parliamo proprio di quello giocato e lo facciamo con un parterre molto tecnico. Iniziamo subito alla mia destra nel salutare mister Michele Cassisa. Ciao Michele, ciao, ben trovato. Grazie. Allenatore della Giovani Leoni. Sì, Campionato importante perché siete arrivati ai playoff. Sì, benissimo. Adesso tra poco ci racconterai com'è andata la stagione. Accanto a te stai vedendo chi c'è, no? E come? Un nome non importante, molto di più del calcio. Mister, presidente. Ex presidente dell'Ajax di Catania. Ciao Renato Marletta, ben trovato. Se si parla di settore giovanile non potevamo non parlare anche con te. Parlare di calcio poi è sempre una cosa ottimale. Assolutamente. Vedo che hai due ragazzi che hai portato. Sì, due ragazzi allievi o giovanissimi? Allievi sono con me in squadra. Giuseppe Santonocito sulla destra e Mario Mauro sulla sinistra. Due giocatori titolari? Attenzione a come mi rispondi. Titolari? Allora, fanno parte di un gruppo, bravo, di conseguenza bravo. Hai visto, sono tutti Renato, titolari e tutti i panchini. Meritevole nella risposta, complimenti. Nel settore giovanile giusto. non si può parlare di titolari. Bravo. Di settore giovanile parliamo anche con mister Giancarlo Betta, direttore tecnico della Pantanelli di Siracusa. Buonasera mister, ben trovato, sono contentissimo di averlo ospite qui all'interno dei penalty, perché lei è una persona che sa fare il calcio, lo insegna alla grande ed è un grande uomo di sport, complimenti. E poi soprattutto, insomma, questo progetto con la Pantanelli è un progetto corposo, importante. Lei è molto contento di averlo sposato. L'esperienza di Siracusa è servita, però probabilmente adesso con una realtà un po' più piccola rispetto ai professionisti aiuta tanto. È stato il coinvolgimento è arrivato dalla Juventus da parte mia, e devo dire, perché la Pantanelli è una delle 3 academy che la Juve in Sicilia. E devo dire, finora i bilanci si tirano a fine stagione. Mister, quando parliamo di Pantanelli in Sicilia, insomma, parliamo veramente del gota del calcio giovanile. Direi in tutto il meridione, oltre alla Sicilia. Ed è una bella dimostrazione i risultati che arrivano grazie al vostro staff tecnico, ma anche alle strutture che avete. Perché per fare il settore giovanile ci vogliono soldi e strutture. Partiamo da questo, se non ci sono questi. I grandi handicap sono difficile. questi, no? Nella prima parte abbiamo parlato proprio di strutture. Se no si scherziamo. Non si va da nessuna parte. No. Se c'è il talento può venire fuori, però se c'è oltre al talento anche la struttura, forse velocizziamo un po' di più. Il talento lo sanno riconoscere tutti, bisogna essere bravi a andare a crescere chi non si individua immediatamente. È vero. Insieme al nostro mister Betta abbiamo anche Claudio Costanzo della WeSport, agenzia di informazione sportiva che insomma è molto vicina a Penalty, però è anche vero che sei un grande intenditore di calcio dilettantissimo, quindi insomma sei stato influenzato non soltanto nel settore dilettantistico ma anche nel settore delle giovanili. Diciamo che ancora sono un po' giovane per ritenermi un intenditore, però vediamo tante partite ogni giorno. Anche perché a Messina c'è un seguito considerevole del settore giovanile. C'è voglia, perché probabilmente mancando qualcosa di più importante, date le ultime vicende della nostra prima squadra, c'è voglia di calcio, e quindi la voglia di calcio nasce nei vivai, nei settori giovanili, nei campi. A strutture come state messe, Claudio? È un po' peggio di voi. Sentivo parlare. Peggio quanto? Molto peggio? Io sentivo i campi, comunque ho girato perché ho la fortuna anche di continuare a giocare questo bellissimo sport, e a Messina siamo messi veramente male. Bene, vedo che allora insomma non è soltanto un problema legato a Catania, a Palermo si muovono bene, a Siracusa qualche struttura privata tiene il ritmo giusto, quindi a Messina sotto questo punto di vista invece si piange. Disastro totale. Vabbè. Racconteremo i gironi degli allievi regionali e dei giovanissimi regionali, perché sono i gironi più importanti, anche se Michele la parola importante è sempre molto relativa. I giovani devono giocare a prescindere da quella che è la categoria e divertirsi, no? Prima di tutto divertirsi, perché poi tra l'altro sottolineiamo che c'è anche il torneo provinciale
che spesso e volentieri viene un po' messo da parte in maniera sbagliata, non so se mi dai ragione. Sì, mettono in risalto solamente il campionato regionale, però ci sono anche squadre nei provinciali dove non si possono affrontare delle trasferte, di conseguenza la società opta di giocare nel provinciale, ma ci sono squadre veramente brave sia a livello tecnico ma soprattutto a livello umano. Però Renato è anche vero che un calcio di un'altra epoca, nel senso che rispetto al calcio giovanile di 20 anni fa credo che insomma ci sia un abisso. Allora io mi rifaccio alle ultime parole di un noto tecnico, rifarsi il nome di look, questo tecnico. Lasciamo perdere. Rifarsi il look, diciamo a livello nazionale, sì, vabbè, rifarsi okay. il look in questo periodo è difficile. Sì. Uno, perché non sono cambiati i tempi ma sono cambiate le persone. Da parte dei ragazzi e dei genitori, diciamo, c'è un'invasione totale. Tu cercavi la differenza, non c'è differenza di età, probabilmente c'è differenza di qualità. Ecco perché tante volte si opta per fare i regionali che hanno dei costi diversi. Infatti giustamente Michele lo sottolineava. È chiaro che se la società ritiene opportuno di poter partecipare a un torneo di eccellenza, lo fa perché pensa di avere qualità. Io, a differenza di quello che cioè, ad aggiunta di quello che si è detto poco fa, direi occorrono economia, occorre la società, ma occorre soprattutto la qualità dei tecnici che sono dei maestri di vita. Beh, l'Ajax sotto questo punto di vista... Ho detto io strutture e soldi comporta pagare i tecnici. Certo, sì, certo. È una conseguenza. L'Ajax però sta facendo un gran passo in avanti per questo, perché allora, insieme alla FIGC la qualifica degli allenatori diventa fondamentale. Probabilmente riusciamo con la nuova elezione di Tavecchio, si è riuscita a trovare un accordo con Olivieri per avere tutte le categorie obbligatoriamente ad avere un tecnico abilitato, perché qual è la differenza? Prima si dava, diciamo, agli estemporanei l'attività giovanile, no? Che è preponderante e fondamentale. Adesso invece il fatto che tu partecipi a un corso di aggiornamento, partecipi a un corso di allenatore, quantomeno hai una qualifica importante che ti permette di insegnare calcio. Ecco. Non ci dimentichiamo che questi ragazzi saranno uomini tra qualche anno. Tra qualche anno saranno uomini, cui, quindi diciamo, hanno bisogno di una guida giusta. Le differenze al di là... poco fa mi si chiedeva, con Giancarlo parlavamo dei nostri paragoni, no? I salesiani che fine hanno fatto? Sono scomparsi. Le strade che fine hanno fatto? Adesso cioè, questi ragazzi non trovano sfogo nelle scuole perché è un'opzione giocare a calcio oppure fare attività di educazione fisica, per cui gira e rigira ti ritrovi obbligatoriamente a far partecipare i figli e i nipoti alle scuole calcio, che si dovrebbero proprio, secondo me, dare una veste diversa. Guarda, sulle scuole calcio sfondi una porta aperta, perché io dico solo una cosa, che spesso e volentieri, non tutti, hanno creato un business e basta. Ma con questo non voglio colpevolizzare qualcuno. Voglio invece parlare degli allievi e lo facciamo subito con la schermata di questo girone A, dove abbiamo avuto modo di conoscere la forza di una grande ed importante società quale è appunto la Cantera Ribolla, che ha vinto il girone A appunto con 56 punti, la Panormus con 47, con 46 il Villabate, con 37 Renzo Lo Piccolo, 33 Alba Alcamo, 31 il Monreale, l'Accademia 30 punti, Vis Palermo con 24, Garibaldina con 23, CEI ASDC con 21 punti, 13 punti per il Dattilo Noir e 9 punti per il Punto Rosa. Questa classifica permetterà alla Cantera Ribolla ad essere appunto qualificata per il girone finale, poi giocheranno i playoff Panormus, Villabate e Renzo Lo Piccolo. La vincente poi andrà a fare anche in questo caso la seconda parte delle finali, che si disputeranno probabilmente non prima di maggio. Parliamo adesso del girone B, abbiamo subito la schermata di questa classifica, perché tra poco ci collegheremo anche con il direttore sportivo del Calcio Sicilia, Buonpastore Pietro Dell'Orzo. In questo girone B abbiamo avuto la vittoria del Calcio Sicilia appunto con 55 punti, con 42 punti la Procalcio, 41 TF Club, con 36 la Tommaso Natale, 32 per Ciccio Galeoto, con 30 punti il Paceco, con 29 punti Anima Civitas, con 25 la Folgore, con 16 punti Nero Azzurra, con 12 punti Borgo Nuovo, con 0 punti purtroppo l'Aurora Mazzara e addirittura -1 per Monte Pellegrin. Ribolla conferma che il lavoro
continuo sui ragazzi diventa fondamentale e costruttivo, perché da lì veramente escono fuori tantissimi ragazzi, come del resto appunto, come dice Michele, nella vostra Pantanelli. Diciamo che Palermitano sono agevolati da questo punto di vista, in quanto a Palermo i ragazzini hanno un qualcosa, devo dire, che dalla parte della Sicilia orientale manca. Addirittura? Ed è la mentalità. È una mentalità completamente diversa, te ne accorgi già. Io ho allenato tanti anni in Serie D e quando a me portavano un ragazzino palermitano io lo prendevo subito, perché rispetto agli altri È mentalizzato, si mentalizza più facilmente. Devo dire che a questo non corrisponde altrettanta qualità di gioco, per quello che ho visto, almeno io nei campionati. Sono da addestrare chiaramente da questo punto di vista, però hanno una grande mentalità e soprattutto sia la cantera Ribolla e Calcio Sicilia hanno cominciato già da tempo quello che qui si sta cercando di cominciare, di mettere il ragazzo al centro del progetto, che è una cosa fondamentale. Vedremo. Il carattere che hanno i palermitani rispetto a noi, infatti la finale che c'è stata Catania-Palermo dei giovanissimi l'hanno vinta proprio, mi rilaccia quello che dice lei, l'hanno vinto per carattere e mentalità, ma a livello, diciamo che hanno naturale, come dice lei, rispetto ai nostri. Questa è già una cosa importante. Vorrei adesso parlare con il direttore sportivo del Calcio Sicilia e anche del Buon Pastore, Pietro Dell'Orzo. Buonasera direttore. Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera, allora ancora una volta Palermo conferma che oltre ad esserci delle qualità tecniche da parte insomma dei tanti ragazzi che vengono nelle vostre scuole calcio, nelle vostre società, c'è anche proprio una mentalità forse un po' diversa rispetto a Catania, a Siracusa, a Messina. È vero, la riscontra pure lei questa differenza? Ma sicuramente quasi a Palermo c'è un'ampia scelta e sicuramente si punta, noi ovviamente parliamo per quanto riguarda anche le nostre società, puntiamo a lavorare con i ragazzi sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista mentale, perché ovviamente la nostra funzione è quella di comunque cercare di portare più ragazzi possibili nei professionisti, e per andare nelle società professionistiche bisogna lavorare su tutti gli aspetti, sia tecnici che mentali. Il ragazzino deve essere proprio mentalizzato già, non dico dalla nascita, ma già dai primi calci probabilmente. Sì, sicuramente lavoriamo su questo, e mentalizzati significa che intanto i ragazzi devono imparare sia a vincere che a perdere, e poi soprattutto è un lavoro che faccio molto insieme ai nostri tecnici, è quello di comunque di mentalizzare anche i genitori, perché purtroppo spesso è una piaga che tutti conosciamo, ma qua anche nel catanese, nel siracusano, nel messinese, i genitori spesso e volentieri sono i nemici più diretti di questo progetto, involontari ma sicuramente nemici indiretti. Sì, purtroppo io però dico sempre, noi addetti ai lavori ci lamentiamo dei genitori, ma siamo i grandi, noi dobbiamo cambiare tutta la cultura anche nei tecnici, noi direttori, perché tutti vogliono vincere e certe volte soprattutto coi piccoli lasciamo di vista l'aspetto più importante è quello di fare crescere i ragazzi. È anche un aspetto ludico quindi, che va tenuto sì, sempre in considerazione. Quindi dobbiamo essere i primi noi addetti ai lavori ad essere mentalizzati. Giusto. E poi mentalizzare, dare l'esempio, perché se noi vediamo allenatori che gridano, sbraitano, si arrabbiano nei piccolini, come facciamo a dare giusto direttore, i genitori? mi trovo assolutamente concorde nella sua idea, ma adesso un quadro tecnico, campionati vinti, Buon Pastore e anche Calcio Sicilia, indubbiamente partite un po' anche con il pronostico dalla vostra anche in prospettiva playoff. Sicuramente dico, inutile nasconderci che cercheremo di giocarcela fino all'ultimo, però è normale che in ci sono anche gli avversari. Sì, nelle finali poi io penso che sia importante anche come arrivino, e torniamo sempre all'aspetto mentale, perché devono arrivare carichi, soprattutto chi
ha già vinto il campionato, deve stare un mese fermo, dobbiamo lavorare soprattutto su questo, tenere alto il limite dell'attenzione. Purtroppo è un problema per tutti i ragazzini che affrontano anche poi impegni di una certa caratura, quali possono essere appunto i playoff. Bene, grazie direttore, la ringrazio, la saluto, un abbraccio a tutto Palermo e sono sicuro che ancora una volta, insomma, la vostra bella realtà farà numeri non soltanto in termini di risultati, ma anche i ragazzi che chissà possono anche diventare i prossimi giocatori del futuro del calcio nostrano, ma anche italiano in genere. Ok, la ringrazio, buonasera a tutti, alla prossima. Grazie. Pietro Dell'Orzo, direttore sportivo del Calcio Sicilia e Buon Pastore. Allora, adesso parliamo del girone C, tra poco sentiremo tra l'altro un servizio realizzato da Claudio che segue il girone C del campionato allievi, un campionato che ancora una volta ha dato insomma un quadro ben chiaro, Città di Messina su tutti. Penso in questo momento sia la società che fino ad ora si è mossa meglio a livello di vivai. Sicuramente sono uscite da questo settore giovanile degli ottimi classi del 96, 97, 98, 99, 2000. Anche prospettiva prima squadra tra l'altro. Sì, già di questi ragazzi molti hanno esordito. Abbiamo avuto la fortuna anche di seguire il campionato al quale ha partecipato il mister della Giovani Leoni e comunque il livello c'è la competizione, è di buona qualità. Guardiamo la classifica di questo girone C del campionato allievi, appunto il Città di Messina con 64 punti. Sentiamo e vediamo subito questo servizio realizzato appunto da Claudio che ci parla di questo girone C del campionato allievi. Il girone C di allievi regionale siciliano, apertosi il 25 settembre 2016, ha avuto sin dalle prime giornate un'unica grande protagonista. Il Città di Messina di mister Cosimini, che ha chiuso il girone con 58 punti sui 66 disponibili e che ha potuto festeggiare la matematica vittoria già a 3 giornate dalla fine, grazie alla vittoria interna sul Messina Sud Fanalino di Coda e alla contemporanea debacle della Promosport Barcellona sul campo della Folgore. 18 le vittorie conquistate dai giallorossi, che hanno trovato una valida rivale solo nella Promosport Barcellona, unica squadra non sconfitta da Arena e compagni. Una macchina da gol oleata perfettamente da mister Cosimini, che è riuscito a mandare a rete 12 diversi giocatori, sempre tramite una ricerca del gioco costante e mai banale. 69 le reti realizzate in 22 partite, con una media gol di 3.13 a partita che conferma il predominio della squadra giallorossa. Squadra nata per offendere, ma che ha costruito le proprie fortune anche sulla compattezza di una linea difensiva superata solo in 10 occasioni, che ha trovato una certezza nell'estremo difensore Merlino, giovane classe 2001 fin dai primi calci in giallorosso, ben protetto dal capitano Alessandro La Rosa, leader silenzioso che ha prodotto un'incredibile parabola ascendente di prestazioni che l'hanno portato ad esordire anche in prima squadra. La linea avanzata mantenuta dalla retroguardia giallorossa ha permesso agli esterni difensivi Mannino, Lazzaro, Gualberti e Pantano di diventare riferimenti costanti nelle manovre offensive, accentrando gli esterni d'attacco Arena, autore di 17 gol in campionato e stella indiscussa della squadra per doti tecniche palesate, e a turno i vari Maisano, D'Amico, Currò e Gangemi, che sommati alle 13 reti e l'unica punta Presti hanno impreziosito il bottino del reparto offensivo con altre 32 reti. Altra dimostrazione di forza della formazione del presidente Lorè è stata la versatilità di un centrocampo dove spiccano le prestazioni di Francesco Spoto e Giovanni Giordano, autori di 15 gol in campionato, rispettivamente incursore e metronomo di una squadra che si è sempre ben saputa adattare agli avversari di turno. Il girone messinese che come al solito, come ha detto bene Claudio, insomma regala sicuramente degli ottimi giocatori. Ho visto qualche bella struttura, Claudio, non vi potete lamentare, in questo caso qualche struttura è più che accettabile. Più nel lato tirrenico, non proprio nella zona del messinese società, ionico. nel lato tirrenico, no, nel centro città stiamo sempre carenti. Vabbè, parliamo adesso del girone D, perché così poi dopo parleremo anche con Michele che ha raggiunto i sospirati playoff, contentissimo perché ha saputo che tra l'altro molti ragazzi sono 2001 e 2002. Assolutamente non in età
Completamente, età inferiore. già un anno più piccoli. Perfetto. Allora, girone D, ecco la classifica: Ionica con 50 punti, Magica con 46, Junior Calcio 44, Giovane Lione 39, 38 per lo Sporting Taormina, 37 Stella Nascente, 36 il Mister Bianco, 33 il Priolo, 24 punti per il Giardini Naxos insieme alla Ionia Calcio, 8 punti per Mediterranea ed infine 6 punti per Zafferana. Girone D, vinto appunto come abbiamo detto dalla Ionica. Michele, hai raggiunto i playoff, ti scontrerai contro la Junior Calcio, no? Ci sono questi incroci. Sì. Parlaci un po' della tua stagione, nel frattempo possiamo già vedere qualche immagine che riguarda appunto i giovani leoni. Che stagione è stata? Allora, doveva essere una stagione transitoria per poter fare crescere i nostri ragazzi, perché questo è il nostro primo anno allievo per l'organico che abbiamo. Devo dire che se la sono giocata con tutti, non c'è stata veramente una squadra che li ha messi sotto. Certo, magari a livello fisico l'abbiamo pagata, a livello mentale stare, no? Ci sta, perché un anno di differenza a questa età fa nel tantissimo. settore giovanile fa tanto. Però sono soddisfatto veramente per le gioie che mi hanno dato questi ragazzi. Adesso la società chiaramente guarda in prospettiva, no? Una squadra che è quasi pronta anche volendo per la prossima stagione, forse. Dovrebbe essere così, però per quello che magari c'è stato già da qualche settimana ci sono tante squadre professioniste che stanno attenzionando i nostri ragazzi 2001 e 2002. Da un lato lo parlo a livello tecnico. Sei contento, però magari ti tolgono i ragazzi per la prossima stagione. Esatto, e vai a fare magari un campionato come questo. Il compito dell'allenatore. Però sono strafelice, veramente. Sei contento, giusto. Mister Betta, in fondo è questo il compito dell'allenatore, tirare fuori i ragazzi e poi magari vederli partire la stagione dopo. Sì, diciamo che io dico sempre ai nostri tecnici che loro sono seduti sul bordo di un fiume, devono solo vederli passare, non bisogna essere gelosi dei propri ragazzi e per me i nostri tecnici vincono quando vedo la squadra che riesce a fare 23-24 passaggi consecutivi. Per me hanno vinto, se non fanno questo è vero, non raggiungiamo e lì c'è il lavoro del mister che quotidianamente deve lavorare. Renato, Giovani Leoni, una società che anno dopo anno, tassello dopo tassello, si è veramente ritagliato uno spazio nel calcio giovanile catanese. Anche perché credo che abbia una struttura in proprio, e questo praticamente la dice lunga sul fatto che non vai a peregrinare settimanalmente alla ricerca di campi tra virgolette sportivi per poterti allenare. Ma c'è da dire anche un passaggio importante, che al di là del fatto che loro mettono in evidenza i giovani, la cultura deve essere quella là di prepararli in prospettiva. È chiaro che se tu poi il percorso che sta facendo il percorso che fai, cioè, la vittoria a questi livelli non può esistere. Chiaro, è gratificante, ma vince di più chi porta più ragazzi avanti. È vero. Che ti posso dire, se la San Leone l'anno prossimo dà 3-4 ragazzi dei professionisti, ha già fatto tanto. Partiamo sempre dall'idea che la cosa più importante è prima farli diventare uomini e poi dopo calciatori. Che ogni tanto ci sfugge quest'idea. Poco fa si toccava anche con Giancarlo l'aspetto caratteriale che è fondamentale. La differenza che si trova, io la riscontravo già 40 anni fa, l'aspetto caratteriale dei calciatori è diversa. Se tu prendi un calabro, a differenza di un ragazzo catanese, è diverso. Perché noi per definizione caratteriale abbiamo quel famoso il fuoco dentro, mentre che l'aspetto diciamo caratteriale del palermitano ha proprio fame rispetto a qualche altra provincia, capito? Ora ad esempio anche Siracusa negli ultimi anni sta dando tanto contributo. Così come Messina, che Messina tra le altre cose, io ho un sondaggio diciamo attuale, a livello di campi è la peggior provincia della Sicilia. E qua ce l'ha confermato anche Claudio. Claudio lo ha detto. E quando il Camaro dei bei tempi faceva risultati allora, era perché il presidente Chiofalo... E c'era quella fame che forse c'era quella fame che non c'era, per cui insomma bisognerebbe, come dice Giancarlo, abbinare il tutt'uno tra società, componente tecniche e calciatori. Poi se mi permetti volevo spezzare ogni tanto un omaggio a favore dei genitori. Guarda, dei genitori ne parliamo tra poco. No, ti spiego perché. Come si farebbe il settore giovanile le trasferte senza i genitori, mi chiedo? Questo è vero, aiutano sia i ragazzini ma soprattutto quando tu vai a società. giocare a San Cataldo non ti puoi organizzare con un pullman della società. No, ti costerebbe una barca di soldi. Devi
investire sui genitori, quelli là, tra diciamo che li devi modellare. Solo che vanno formati, vanno modellati e sistemati. Occorre ridare una cultura diversa, che non sono genitori, sono collaboratori. Ma le cose stanno cambiando, le cose stanno cambiando. Claudio, giustamente te lo ha gridato anche ad alta voce anche mister Marletta, a struttura siete messi male, però per esempio in questo girone ho visto che comunque lo Sporting Taormina ha raggiunto i playoff, anche lì volendo un po' si lavora, certo si punta molto sulla prima squadra, ma una struttura e una cittadina come Taormina potrebbe forse meritare qualche cosina in più. E qui anche un plauso a chi, come il direttore sportivo del settore giovanile Gullotta, affiancato dal mister Muscolino, abbiano, perché è il secondo anno che loro fanno settore giovanile vero e proprio, il primo anno hanno vinto il campionato di allievi, quest'anno si sono misurati con quello regionale, e non ti nego che io, per quanto abbiamo potuto avere a che fare con questi ragazzi che poi si affezionano a noi per il servizio che gli offriamo, per tutto, non ho visto la presenza totale della prima squadra, ma ho visto una grande passione da parte di queste persone che veramente stanno vicino ai ragazzi, li accompagnano in trasferta, cercano di non fargli mancare nulla e di sfruttare anche quella che è una superficie di gioco, il Valerio Bacigalupo di Taormina, bello, certo. che è veramente una perla nel girone. E bisogna tenerselo caro, Parliamo adesso degli allievi del girone E e avverremo qui giustamente una classifica dominata dalla Pantanelli con 56 punti, Real Siracusa 50, Junior Vittoria con 46 punti, 36 Modica Airone, 31 punti Metasport insieme alla Virtus Avola, 28 punti Real Gela, 28 punti anche per lo Sporting Ispica, con 26 Santa Sofia, 25 Atletico Vittoria, 19 Erg e 2 punti Ellenica. Allora, partono già le immagini sulla Pantanelli, domanda a questo punto per mister Betta, un progetto che anno dopo anno conferma la qualità sia tecnica del vostro staff, ma anche la qualità di un territorio che puntualmente ogni anno sforna sicuramente dei ragazzi interessanti. Sì, però io partirei, il nostro discorso è partito da una criticità che secondo me c'è da noi, perché le belle parole servono a poco, e la Sicilia mi sembra che sia la seconda regione in Italia per numero di tesserati, e a questo corrisponde il più numero basso di calciatori professionisti. Noi dobbiamo partire da questo per poter capire cosa non funziona da noi, anzi siamo partiti proprio da questo per cercare nella costruzione, nel percorso di questi ragazzini, di capire qual è l'handicap, dove si fermano e il perché. E quindi abbiamo cominciato un progetto che parte proprio dai piccoli amici, in cui oltre all'aspetto mentale e all'aspetto tecnico abbiamo rivoluzionato proprio il modo di fare calcio. Proprio abbiamo riflettuto molto sul discorso, come diceva Renato, della strada. Quella quantità non la possiamo dare più, cerchiamo di dargliela portando gli allenamenti a 5 volte a settimana, perché è impossibile pensare che un ragazzino che va a fare scuola calcio e si allena 2 volte a settimana e tocca la palla 5-6 volte insieme ad altri possa fare il calciatore. 60 ragazzini. E quindi già siamo partiti da questo progetto, e poi siamo partiti dalla grandissima qualità dei tecnici, investendo soldi negli stipendi degli allenatori, perché sono la parte più fondamentale, e siamo partiti soprattutto dalla meteorologia, che è comune per tutti, dai piccoli amici. Nasce da un progetto tecnico allievi, realizzato da una direzione tecnica ben precisa. Da queste criticità siamo partiti e cerchiamo un po' di cambiare le cose. Per esempio noi del gruppo allievi non siamo molto contenti. Perché? Perché siete arrivati primi? Sì, ma è un gruppo che purtroppo abbiamo ereditato, e quindi mentalmente abbiamo dovuto fare un lavoro di grande ricostruzione. Solo alla fine si sono ritrovati e stanno cominciando a marciare in un certo senso, così come anche nei giovanissimi abbiamo avuto delle piccole difficoltà legate al fatto della nuova meteorologia, e invece non l'abbiamo riscontrate in tutti i gruppi più piccolini, dove la mente è più aperta e più fresca e sono riusciti subito a integrarsi con quelle che sono le nuove meteorologie. Ma allora a questo punto, Michele, rischiate che se per caso doveste giocare contro la Pantanelli, loro giocano tanto per giocare, perché non sono contenti della loro squadra allievi. Non siamo contenti dal punto di vista della meteorologia, non per i ragazzi come impegno, certo, ci mancherebbe. massimale. Non abbiamo ottenuto dal punto di vista meteorologico quei risultati che speravamo, in quanto il percorso è stato
renderlo difficile perché i ragazzi volevate fare un percorso, invece ne avete sono fatto un già altro. ereditati, sono già grandi e quindi abbiamo potuto incidere poco sotto certi aspetti. No, perché poi diventa anche fondamentale, Michele lo conferma, spesso e volentieri fare una squadra quasi un anno ancora più giovane, no? Perché poi così ci si può anche Io ti dico, costruire. noi il gruppo di cui siamo più contenti sono i giovanissimi sperimentali, che sono non sono neanche, sono sesti, settimi, ma non c'è il 2004. Il 2003 stanno facendo un campionato anche il 2004. in cui, e anche il 2004 che rispecchia perfettamente quelle sono le indicazioni che noi abbiamo dato a inizio stagione. Bene. Li abbiamo incontrati noi, ma mi sono piaciuti tantissimo i 2004. Vedi, confermi quello che, che ti dico. Bene. Un bel lavoro, veramente. Allora, girone F, girone catanese, girone vinto dalla Meridiana, grande successo per questa scuola calcio, per il suo entourage tecnico. Guardiamo anche il tabellino di questa classifica, appunto vinto dalla Meridiana con 48 punti, con 42 punti la San Pio X, 41 per la Catane Soccer, con 40 la Invictus, con 29 Etna Calcio, 28 per Catania 1980, 26 punti per la San Cataldese, 20 punti per la Nissa, 19 per il Don Bosco, 13 per il Team Sport Millennium ed infine l'Enna con 4 punti. In questo caso la Meridiana accede chiaramente al turno successivo delle finali, mentre andranno a giocare i playoff la San Pio, la Catane Soccer e la Invictus, battuta subito con chi insomma ha a che fare con il calcio giovanile catanese, che lo ha vissuto, lo ha impastato nella sua quotidianità. Allora, ho seguito parecchie partite anche perché si gioca nel presunto campo di calcio Seminara. Sì, nel presunto. Sì. Perché per far sistemare... ristretto cortile del campo Seminara. Bisogna ringraziare una nota, diciamo, società che ha permesso di vedere ai genitori, far vedere le partite dalla tribuna d'elite, perché il parterre è inagibile per colpa di un bagno che Catania non riesce, città metropolitana non riesce a sistemare, per cui penalizzare il genitore. Fanno prima le società organizzarsi e sistemarlo loro a sto punto. Purtroppo no, c'è un problema amministrativo proprio che non lo fanno fare, no, è giusto, non lo fanno. Diciamo che c'è parecchia passionalità e poi soprattutto se vedi i tecnici che guidano le 3 squadre sono di ottimo livello, per cui diciamo affidare a questa fascia d'età un gruppo di lavoro a gente che mastica calcio, sa fare calcio, è importante per le società. Siracusa ha sposato un progetto ben chiaro già dall'inizio, sia nei primi calci, nei pulcini, guarda, e poi dopo io li hanno portati per un 25 anni ho gestito l'attività delle rappresentative, già della Pantanelli se ne parlava, ma addirittura si parlava di Pantanello, non di Siracusa, stranamente. È come se tu a Catania non parli di Catania. No, io volevo dire il fatto che il progetto nasce già da categorie inferiori. Forse qui nel catanese questa cosa viene un po' trascurata, o sbaglio, Renato? Si pensa più già ai giovanissimi. Non è che viene trascurata, il problema diventa... Allora paragoniamo il tutto come l'attività scolastica dei nostri figli o dei nostri nipoti. Sì. No? Tu c'è la scuola materna, dai un indirizzo alle elementari, dai un indirizzo alle medie, dalle medie si intravede, secondo l'abilità e il consiglio dei maestri e dei professori, su quale indirizzo può prendere il ragazzo. Sì. L'altra volta c'era un ragazzo che dice no, dobbiamo scrivere a geometra, ma se il ragazzo non è portato per fare il geometra, allora, gli indirizzi, perché io certe volte, una delle frasi più belle che ho sentito nell'ultimo anno è stato attacca lo spazio a un bambino di 6 anni. Ho detto guarda, mettete le mani all'allenatore oppure all'istruttore, insomma, perché attaccare lo spazio, insomma, si parla, perché c'è il problema ludico come dicevi tu. Infatti. Perché se ti ricordi, se oggi tu a un bambino gli dici di fare 10 minuti di muro, dopo 2 minuti si secca. Il discorso che diceva poco fa, se ne va un bambino tocca 5 minuti la palla nel corso di un'ora di scuola calcio. Ecco, diciamo, bisogna rivedere secondo me il tutto, proprio perché scuola. Per esempio è falso il concetto di dire che nei tornei dei bambini piccoli devono giocare tutti, è una cosa sbagliata, perché se tu è preferibile fare 2 squadre e fare giocare 2 partite diverse, perché se tu calcoli che un bambino entra 13 minuti, il tempo che si ambienta, tocca la palla 2 volte e deve uscire, deve entrare la seconda squadra altri 13 minuti. Meglio 2 squadre. Però le posso dire una cosa, meglio 2 squadre. Avete investito e allora avete già una mentalità diversa rispetto alle società come vostra dilettantistica, ma senza risorse.
perché magari lei ha la fortuna di fare 2 o 3 squadre 2003, 2004, 2005. Il territorio No, io parlo dei piccoli, no, anche piccoli amici, ci sono società ne possono fare una. Di conseguenza è il bambino alto, basso, grosso, magro. Non voglio dire questo, però dico, se hai già 10, ma se lei ce li ha, 20, c'è gente che non ce li ha. Cioè, sono società che allora fai una squadra, non hai questo problema. E devono giocare tutti. Come dice lei, 5 minuti, il tempo di ambientarsi, già è finita la partita. Allora, il ha perfettamente ragione. Poco. Dal fatto che il genitore paga, se il genitore paga pretende, esatto. Perché non capisce che c'è un problema anche di... Ma infatti non è che non lo facciamo giocare, facciamo 2 squadre. Infatti, no, io sono per le 2 squadre. Il concetto, il concetto della meritocrazia, il bambino non gli puoi dire a quella fascia d'età è un problema di meritocrazia. Il bambino sa che c'è un concetto e deve giocare. E infatti poi, si fanno più squadre per dare la possibilità a tutti però Michele di giustamente giocare. sottolineava il fatto che non tutti si possono permettere 2 squadre. A Messina invece 2 squadre se le possono permettere le realtà delle scuole calcio oppure di piccole società? Guarda, a noi ci è capitato più volte già di sentir parlare di calciomercato giovanile, di piccoli amici a 6-7 anni. È fantastica questa cosa. Nel messinese si parla di calciomercato. Ma anche di procuratori, per caso? Anche di procuratori? È proprio un mondo che stiamo rischiando di perdere. È un virus che si sta innestando nel Condanniamo sistema. questa parola legata insomma al procuratore dei ragazzi. Ma me li posso immaginare queste cose, ma io impazzisco. E contano più di un allenatore. No, vabbè, dai. Credo che qualcuno si sia fatto anche male i conti in tasca. Mister Betta, quando sentiamo più, queste cose... Più che procuratori, io parlerei di personaggi oscuri, da cui metterei i genitori in guardia, perché ti spiego molto velocemente. Prendono questi bambini di 12 anni e li portano a fare i provini per il Bologna, per squadre professionistiche. Allora io dico, già il genitore dovrebbe riflettere e capire che c'è qualcosa che non funziona. A parte che la società professionistica può prendere un ragazzino solo dopo i 14 anni, se no deve trasferire la famiglia. Bravo. Ma a parte questo, il loro interesse è solamente monitorare la zona. Questo vuol dire solo bruciare i ragazzini. Poi magari bruciarli. Ci sono ragazzini che hanno fatto già provini per 7 squadre professionistiche, sono già bruciati a 13 anni. Immagino. Delusi e poi non giocano più a calcio. Soprattutto l'illusione che si dà a questi ragazzini. È vero, è vero. Giovanissimi, parliamo adesso del campionato regionale, parliamo del girone A vinto da un'altra squadra palermitana. Abbiamo avuto anche il direttore sportivo poc'anzi al telefono a conferma della buona qualità appunto del palermitano, grande disponibilità di tecnici ma anche di tanti ragazzini, perché se questa Buon Pastore ha vinto il girone ci sarà sicuramente un buon motivo. Vinto con 51 punti, con 45 punti la Tommaso Natale, con 41 TF Club, con 40 Città di Trapani, 31 Alba Alcamo, con 26 il CEI ASDC, con 20 punti anche lo Sporting Pallavicino, con 19 il Paceco, con 17 Ciccio Galeoto, con 15 Atletico Sella, con 8 punti il Marsale ed infine chiude la classifica Folgore con 0 punti. Il gioco dei playoff prevede la Tommaso Natale, la squadra della TF Club ed infine Città di Trapani che si contenderanno l'altro posto per essere ammessi. Poc'anzi abbiamo avuto il direttore sportivo ed è veramente la dimostrazione che non soltanto il calcio Sicilia ma anche questa Buon Pastore sta pian pianino radicando sul territorio un numero considerevole di ragazzini. Sì, devo dire che hanno già trovato la mentalità giusta, le strutture come dicevamo poc'anzi fanno tantissimo, come diceva poco fa il mister Marletta. Noi abbiamo la fortuna di avere un piccolo campo nella nostra scuola calcio. Fa tantissimo, perché non puoi andare sempre a stare un'ora e mezza di campo, ti danno alla settimana, cioè il tempo che fai il riscaldamento già vanno 20-25 minuti per fare cosa? 40-45 minuti di lezione. È vero, è vero. Altro girone, parliamo del girone B e lì insomma prendiamo in esame un'altra società, Renato, la Panormus, che insomma ha legato il proprio nome a veramente tantissimi giocatori anche di una certa qualità del calcio siciliano. Ha un piccolo impianto a Mondello in terra sintetica, tanto perché anche Palermo non è che spazia a livello di impiantistica. Purtroppo dico, io poco fa ho visto tanti amministratori locali e ho fatto un plauso perché Mascalucia, diciamo, è un fiore all'occhiello in questa provincia. È vero, in questo momento. Dovrebbero essere tante
a copiare Belpasso, San Giovanni della Punta, proprio perché San Giovanni della Punta non tanto, perché hanno un campo dico, che dovrebbero dovrebbe copiare da Mascalucia, perché investire da un punto di vista amministrativo sul territorio secondo me è fondamentale. Uno, perché poi ci diciamo sempre togliere i ragazzi dalla strada, è una frase ormai cotta e ricotta, però voglio dire, insomma, mettiamolo veramente forza a questo impegno, soprattutto amministrativo, perché tutto nasce poi dalla volontà dell'impegno, perché come diceva un caro amico mio, faccio politica, Enrico Berlinguer, le cose si fanno se c'è la volontà di farle. Nel calcio ci deve essere soprattutto la volontà e la voglia anche perché del poi sacrificio. dai soddisfazione anche a un genitore che ha la possibilità di fare la doccia, di guardare la partita dalla tribuna, è tutto un contesto, di gustarsi lo spettacolo del calcio giovanile. Diciamo che dovremmo fermare per un attimo il mondo piuttosto che farlo girare, riflettere su quelli che sono gli errori e ripartire da zero. Bene, in questo caso non si dovrebbe ripartire sicuramente dal calcio, dallo sport, ma da altri problemi che ben conosciamo. Noi ci stiamo occupando di calcio. Certo, in questo caso parliamo di calcio, certo. Però dico, in questo momento, visto che anche perché il calcio, a differenza di tutti gli altri sport, è quella che primeggia, no? Girone B, guardiamo la classifica, appunto vinta dalla Panormus con 43 punti, con 41 la Fincantieri, 38 per Dattilo Noir con terzo tempo, 26 la Cantera Ribolla, 25 Renzo Lo Piccolo, 24 Vis Palermo, 24 anche per Animosa Civitas, con 19 la Garibaldina, 18 per Accademia Sport ed infine chiude Carini con 11 punti. Soltanto due le squadre che andranno a giocarsi i playoff, la Fincantieri e la Dattilo Noir. Claudio, come hai potuto ben sentire, qui si parla di una realtà come Cantera Ribolla, la Panormus, la Pantanelli, la Meridiana. Messina effettivamente negli anni non ha prodotto una realtà che è diventata storica poi anche negli anni. Legata a questo forse a una mancanza di tecnici oppure di strutture o forse anche di mentalità? Io penso di competenza in generale, in tutti i settori, perché come in ogni cosa nella vita ci vuole competenza per avere i risultati. Non ultimo il fatto che la nostra prima squadra ad ora non ha una scuola calcio sua, non esiste una scuola calcio dell'ACR Messina, è una squadra che comunque fa il campionato di Lega Pro, diversi anni fa abbiamo fatto anche la Serie A, e c'è in cantiere anche del presidente Proto proprio di ricominciare da qui, dalle scuole calcio, dove i tecnici spesso sono l'arrivo i genitori. di Proto secondo te potrebbe essere una svolta? Secondo me, se riescono a uscire fuori da questo marasma generale che si è venuto a creare a Messina, perché purtroppo pagano anche quello che è successo nelle precedenti amministrazioni, si può fare bene, però si deve partire appunto da lì, dalle scuole calcio, perché... Però lo interrompo, scusa. Sì, sulla scuola calcio la nuova tendenza, i grandi club di Serie A non la fanno più. È vero. Non la fanno più perché... Però almeno si appoggiano a qualcuno. Il ragionamento, intanto lasciano il territorio libero alle altre società e preferiscono partire dai pulcini, stabilendo naturalmente una collaborazione con queste società, certo, e incidono sulla formazione già dai pulcini. Preferiscono così perché ma è da lì che si deve partire, a monte di 300 bambini che loro crescevano, quando poi devono andare a fare la selezione, tutti gli altri bambini per loro rappresentavano un problema. Certo. Invece così vanno direttamente a selezionare il gruppo pulcini diretta, e lasciano il territorio libero delle altre società di lavorare. Beh, in un certo senso probabilmente è il percorso migliore per evitare poi di lasciare per Inter, strada. Milan, Juventus hanno sposato questa strada. Assolutamente. E guardiamo adesso il campionato giovanissimi di Palermo, girone C, dove la classifica ha visto al primo posto il Calcio Sicilia con 56 punti, possiamo vedere anche la schermata, al secondo posto Real Gela con 52, con 39 il Favara Academy, con 35 la Pro Calcio, a seguire poi Villa Abate con 26 insieme alla Bagheria, 24 per Santa Sofia, 20 punti per la San Cataldese, 13 per Don Carlo insieme alla Nissa ed infine Caltanissetta con 7 punti. Ancora una volta, caro Renato, Calcio Sicilia che si conferma sia negli allievi che nei giovanissimi, non ci dovremmo ripetere ma dobbiamo dire qualcosa. Renato. Lavorare bene è anche questo, no? Questo. Al di là dell'aspetto, perché atavicamente sono società innestate nel territorio, perché producono bene e fanno bene. Se un genitore avvicina un bambino a quella società, evidentemente perché nel tempo si è affermata
come una delle scuole d'elite in questo diventa senso, specchietto per la lodole, perfetto, anche. perfetto. Indirettamente si diventa Sì. un po' specchietto per la lodole. Succede da voi anche a Siracusa, mister, con la Pantanelli, cioè la Pantanelli diventa la società più ambita nei ragazzi probabilmente, no? Sì, la Pantanelli diciamo che infatti è l'unica società siracusana che ha in organico tutti gli elementi che vengono dalla provincia rispetto alle altre scuole calcio, perché rappresenta quella dove c'è più qualità da questo punto la vera e di propria vista. accademia, Sì. e quindi giustamente un po' tutti tendono ad andare a giocare nella squadra più forte, bisogna dirlo, poi sono i numeri che Scusa, parlano. qualcuno non era ancora nato, sì. ma io ti ricordo no, io sicuramente Interclub, Catane, certo. Paes, Beh, nomi importanti catanesi. Palestro, che hanno dato nel tempo, ancora ci sono gli Angelozzi, Chiavaro, eccetera eccetera, erano tutti ragazzi nati perché a quel tempo, quando tu eri ragazzo di quartiere, non veniva a giocare nell'Azzurria come me e io nella Massimiliana, ma si andava a giocare, cercavi nel quartiere la squadra d'elite, no? Proprio chiaro. perché erano È vero, fondamentali. è vero. Succede giustamente in questo caso anche con la Pantanelli, dato che abbiamo parlato della Pantanelli. Girone D, e qui insomma entra in causa anche Claudio, tra poco vedremo anche il servizio. In classifica il campionato è stato vinto dall'Orsa di Barcellona Pozzo di Gotto con 44 punti, 43 per l'F24 Messina, 42 per Città di Messina e Nuova Rinascita insieme alla Freetime, 39 per la Pattese, 38 per la Ionica, 29 per il Camaro, 26 per la Folgore, 16 per Promosport, 11 punti comprensorio ed infine il Torre Grotta con un punto. Guardiamoci questo servizio appunto su questo girone D del campionato regionale dei giovanissimi e poi sentiremo anche i nostri ospiti, perché comunque Messina alla fine è una piazza importante, va valorizzata pure. Si è concluso il campionato dei giovanissimi regionali Girone D, che ha visto trionfare l'Orsa Pozzo di Gotto con 44 punti conquistati, posizionarsi al primo posto della classifica. Fino all'ultima giornata non è mancato però lo spettacolo, con 5 squadre che si contendevano l'accesso alla fase playoff. Un campionato che ha messo in mostra le potenzialità di tante squadre. Una delle protagoniste assolute è stata però il Città di Messina, che partita forse come una delle favorite per il titolo è riuscita a posizionarsi al terzo posto in classifica, centrando comunque l'obiettivo dell'accesso ai playoff, con 13 vittorie ottenute nelle 22 gare disputate. Una stagione da protagonista dunque quella dei giallorossi del presidente Lorè, che hanno iniziato alla grande questo campionato, comportandosi da vero e proprio rullo compressore nel girone d'andata, dove i ragazzi di mister Fiumara sono riusciti ad ottenere 8 vittorie in 11 gare, trascinati dai gol del proprio bomber Simone Spuria, autore di ben 25 reti alla sua prima stagione coi giallorossi, dalle grandi prestazioni del proprio capitano Nicola Majorana, vero e proprio trascinatore della squadra, oltre che da una solida difesa che alla fine del campionato conta soltanto 21 reti subite, cosa che vale ai giallorossi il titolo di miglior difesa del campionato e che ha permesso al Città di piazzarsi in prima posizione al termine del girone d'andata, concludendo l'anno sportivo 2016 nel migliore dei modi. 2017 che però inizia male per i ragazzi di mister Fiumara, che inanellano una serie di 4 sconfitte consecutive che rischiano di rovinare una stagione fino a quel momento perfetta. La vittoria nella 17ª giornata contro il comprensorio però restituisce fiducia ai ragazzi e gli permette di rimettersi in corsa per il finale di stagione ed arrivare alla penultima giornata con la grande occasione di battere il Camaro e centrare il secondo posto, che vorrebbe dire accesso matematico ai playoff. Ma ancora una volta emergono tutti i limiti di questa formazione e la partita finisce con una brutta sconfitta per il Città di Messina, che è costretto a rinviare tutto all'ultima giornata di campionato. Non sappiamo cosa abbia potuto dire mister Fiumara ai suoi ragazzi prima di scendere in campo per quest'ultima partita, una sfida che poteva valere un'intera stagione di sacrifici. Quel che è certo è che il messaggio viene recepito perfettamente dai ragazzi, che riescono a mettere in campo tutte le qualità che abbiamo potuto ammirare nell'inizio di stagione e che riescono a vincere la partita per 17 reti a 0, una vittoria che significa playoff. Eccoci rientrati in studio, un girone D messinese di buona qualità ed è la dimostrazione che comunque Messina, secondo me, uno spazio deve ritagliarselo, Claudio, pian pianino, con la continuità e con la voglia anche di mettersi in gioco, forse anche da parte di qualche presidente che vuole e deve investire un po' di più. Infatti l'equilibrio palesato nel girone D ne è la prova assoluta.
c'è stato un equilibrio totale, il Città di Messina sta dominando il girone, nel girone d'andata, poi si sono rimescolate le carte e prima di vedere l'Orsa, che comunque è una squadra che viene dall'oratorio, quindi questo dovrebbe anche farci pensare. Ecco. Si sono susseguite una serie di capoliste di questo girone, quindi sì, secondo me, anche perché i ragazzi ci sono. Io giro i campi giornalmente e vedo tanti ragazzi validi che possibilmente non hanno la possibilità alcune volte di mettersi in luce. Si sono classificati al secondo posto i ragazzi dell'F24 Messina, ma ci parli un po' di questa società che ha anche partecipato tra l'altro al campionato di prima categoria? Sì, il presidente Carmine Coppola è anche un mio caro amico e comunque a Messina è un'istituzione perché è stato anche capitano della squadra che è andata in Serie A e ha lavorato bene, perché prima di pensare appunto alla sua prima squadra, che sì è in prima categoria, è salita quest'anno, hanno anche una squadra di calcio femminile che fa campionato di Serie C femminile, però ha pensato prima al settore giovanile, ha pensato alla scuola calcio, ha pensato a creare una struttura a Messina, a San Leandro, fatta ad hoc a misura di bambino. E questo è importante, campi al no? coperto, Importante. delle zone per raccogliere le feste, delle zone per raccogliere i genitori, ha creato una filiale a Barcellona e i risultati si stanno vedendo, perché loro, a differenza per esempio del Città di Messina, che fino ai classe 2001 hanno lavorato ottimamente e ora dovrà vedere quello che dovranno fare. Io già ho visto dei 2006, 2007. Insomma, ne sentiremo quindi parlare di queste che hanno in F24 forza, Messina. che sono veramente... Michele, ti vedevo sorridere e annuire, confermi questo che dice? C'è una programmazione, c'è Claudio. un progetto, è normale, cioè, stiamo parlando di Carmine Coppola, cioè, Coppola. Fatti i professionisti, sa quello che deve fare, ha fatto un progetto, ha investito e pian pianino raccoglierà i risultati, frutti. Ora certo li potrà raccogliere. Assolutamente. Parliamo adesso del girone E, sempre del campionato giovanissimi, anche qui insomma un girone a metà tra Messina e Catania, girone vinto dalla Catania Soccer con 47 punti, 43 per il Giardini Naxos, 33 punti per l'Etna Calcio, 29 per la Meridiana, 28 Team Sport Millennium, 27 per Catania 1980, 22 per la San Pio, 14 per la Junior Calcio, 11 punti per la Ionea Calcio, mentre invece Don Bosco chiude la classifica con 0 punti. Giardini Naxos, Etna Calcio e Meridiana andranno a disputare i playoff. Nel frattempo possono partire le immagini della Catania Soccer, perché insomma questa realtà che è nata un paio di anni fa, forse anche meno di un paio di anni fa, sta veramente pian pianino bruciando le tappe. Michele, che ne pensi? Perché poi voglio sentire anche i nostri ospiti. Allora, personalmente non lo conosco di vista, il presidente Riolo, se non erro si chiama, nello staff c'ha degli allenatori molto all'avanguardia. Uno è stato anche Aldo Musumeci, è stato un tuo allievo, un tuo allievo. Aveva fatto benissimo, infatti poi non lo so cosa è successo, è stato esonerato, è andato via e ora l'ha presa la squadra giovanissimi, un altro allenatore. Si è dimesso, se dobbiamo dirla tutta, si è dimesso. Non so cosa è successo, ma infatti anche con gli allievi sono al terzo posto, se non erro, stanno facendo anche i playoff. Sì. Con i 2003 sperimentali hanno Comunque l'Academy. stanno facendo un percorso di crescita. Ma forse oggi è la Pantanelli. È la Pantanelli catanese. Sì. Mister, lei conosce la realtà della Catania Soccer? Non so se c'è ancora Maurizio Pellegrino. No. Però all'inizio... Avevi iniziato con loro, lui poi... mi ha detto che stava ponendo le basi per fare anche lui una progettazione importante. C'era anche Pantanelli. Pantanelli, sì. Diciamo che le idee... Però anche lì, anche lui mi raccontava, le difficoltà più grosse sono sempre quelle di cercare di fare capire ai presidenti magari che vengono da una mentalità diversa, portarli a cambiare, fargli capire che un risultato non può mettere in discussione quello che è il lavoro, soprattutto nei ragazzini, ma bisognerebbe seguire altri percorsi. Il risultato va messo sempre come secondo punto, è inutile. Guarda, io dico sempre, allora, è inutile, vincere è importante perché lo è sempre. E fa piacere a tutti. Però devi vincere secondo le linee che tu hai dato, secondo la metodica che tu hai dato. Allora,
è una conseguenza, ma vincere a tutti i costi diventa nei settori giovanili una cosa un po' sbagliata, un po' sbagliata. Bene, rientriamo in studio perché dobbiamo parlare adesso dell'ultimo girone dei giovanissimi, del girone F, dove la Pantanelli anche in questa occasione ha portato a casa il primo posto, quindi disputerà i playoff. Girone vinto con 55 punti, 48 per la Junior Vittoria, 47 per il Palazzolo, 41 Metasport, 38 Gamesport, 35 Modica Airone, 30 punti per lo Sporting Ispica, 24 per l'Erg, 20 punti per la Virtus Avola, 15 punti Real Siracusa, 13 l'Atletico Vittoria ed infine 8 punti per USA Sport. Allora mister, accoppiata vincente, giovanissimi, allievi, sì, contenti a metà per gli allievi da quello che ci ha confidato, però ancora una volta una stagione da incorniciare sin qui. Certamente poi in vista playoff, partite sicuramente, se dobbiamo parlare anche di risultati tecnici, partite non dico avvantaggiati, ma partite un gradino sopra tanti altri. Dal punto di vista degli obiettivi, ripeto, siamo già molto contenti perché sono stati centrati, e dal punto di vista dei principi che abbiamo dato a questi ragazzi. Dal punto di vista dei risultati, anche perché i risultati portano entusiasmo, soprattutto tra i ragazzini, e sono una componente importante perché tu puoi allenare tutta la settimana i principi, ma la domenica li devi allenare a vincere. Anche quello è un allenamento importante. È un allenamento di vita. Bravo, è un allenamento di vita e i ragazzi devono essere proiettati alla vittoria, quindi è inutile dire che nel settore giovanile non conta sotto certi aspetti, ma è importante allenarlo, perché sennò alleniamo ragazzini che poi restano incompiuti. Giusto. Allora, adesso dobbiamo parlare con due tuoi ragazzi che ti hanno accompagnato in questa serata pasquale. Li vogliamo presentare? Tu ti chiami? Donocito, Mario Mauro. E sono due ragazzi che fanno parte della squadra allievi. Sì. Ruolo? Terzino destro. Centrocampista. E poi tra l'altro mi hai detto che lui è il più giovane di tutti? No, è il più grande di tutti. Grande quanto? Età, 2000. 2000, cioè non hanno visto neanche il mondiale del 1998, dico sempre io. Sì. E il vostro mister che persona è secondo voi? È una persona, si comporta molto bene con noi, comunque ci trasmette molta voglia, molta cattiveria calcistica. E niente, con noi appunto è stato sempre molto lui faceva il carismatico. Terzino ed era un giocatore arcigno, non lasciava mai passare nessuno. Sì, ce lo dice molto e spesso. Questa è una bella cosa perché è un insegnamento anche di vita dove non bisogna mai mollare. Tu sei il più anziano, si fa per dire, giusto? Del 2000 hai detto? Del 2000. Che ruolo? Centrocampista. Centrocampista. Centrale, laterale? Centrale. Bene, segnato quest'anno? Un gol nei regionali, qualcuno nei provinciali. Ah, bene, giusto, perché tu li fai giocare sia nei provinciali che nei regionali. E questa è una bella cosa. Chi ha magari meno spazio nei regionali va a fare qualche partita nei provinciali, devono giocare tutti e si devono divertire. Bene, allora siamo ai saluti finali. Il tuo obiettivo lo hai raggiunto con grande soddisfazione personale e anche chiaramente con grande soddisfazione diciamo per la società. Sicuramente. Qual è il tuo obiettivo a questo punto successivo? Allora, il mio obiettivo è arrivare più avanti possibile, ma non per me, perché mai noi abbiamo giocato, abbiamo vinto, abbiamo perso, ma di più per loro, per fargli vedere che tramite il calcio magari lottando devi lottare poi nella vita, di conseguenza giusto. Devi essere caparbio. Chissà qual è l'obiettivo di mister Renato Marletta. Renato, abbiamo parlato di giovanili. Intanto approfitto per fare gli auguri Pasquale, visto che oggi è... Domani c'è tra l'altro la bella scampagnata Pasquale. Domani dieta rigorosamente. Sì, domani, certo. Volevo dare una chicca in assoluto perché la trasmissione lo vuole. Ho avuto il parere dei meccanici del Cannizzaro. Sì, quindi ritorni in pista. Probabilmente l'anno prossimo torno a fare calcio. Non so in quale ruolo, in quale società. Ma un ruolo da tecnico, da dirigente? No, non mi sento più un uomo da campo, anche perché dico, a parte l'età, però ripeto, i meccanici del Cannizzaro, in questo caso i cardiologi, mi hanno dato l'opportunità, l'ok per poter tornare a fare calcio. Bene, siamo contenti. Se qualcuno... Mi sposto perché adesso devo salutare anche... Rinnovo gli auguri naturalmente a Like, a tutti i componenti, a tutti gli associati, a tutti
tutto il calcio siciliano. Certo, ci mancherebbe. Allora mi avvicino da questa parte, mister Betta, io la volevo ringraziare, volevo raccontare anche in maniera molto breve. Abbiamo indicato dire che la Pantanelli, il presidente è Giglio Puzzo. Perché certo, giustamente, va detto. No, dicevo, volevo raccontare brevemente insomma, un episodio che ho vissuto con lei in prima persona. Campionato di eccellenza, Renato senti un po', campionato di eccellenza, io allenavo la Leonzio e lei allenava quel Noto mitico che uccideva tutti, e mi ricordo il particolare che io giocai con una squadra di giovanissimi. Dopo 20 minuti stavo 5-0 a favore del Noto, che con grande rispetto degli avversari nel secondo tempo non ha giocato, e io mi ricordo il particolare che lei disse appunto a fine partita: bisogna rispettare gli avversari, e questo probabilmente è il giusto insegnamento anche della vostra squadra. Che tra l'altro io ricordo tutte le partite, quella partita la Leonzio fece anche una buona partita. Sì, vabbè, però è anche vero che il tasso tecnico era totalmente diverso, sì, però mi piacque molto il suo atteggiamento, e io mi ricordo appunto che a fine partita lo ringraziai per quel gesto, che è il gesto giusto da insegnare anche agli altri tecnici e anche un po' al progetto della vostra scuola calcio. Certo, il rispetto soprattutto. Grazie mister, allora appuntamento per i playoff, e se si vince ben venga. Certo. Benissimo. Voglio salutare anche Claudio Costanzo, WeSport, agenzia di informazione sportiva. Claudio, a questo punto Messina in prima linea anche per questa stagione dedicata alle giovanili, con la speranza magari di raccogliere qualche risultato positivo. Sì, fermo restando che comunque noi la nostra Champions League già l'abbiamo fatta, perché a differenza di altri noi non miriamo ad arrivare né in Serie B né in Serie A, ma anzi la nostra vittoria è stata proprio dar voce ai campi di giovanissimi provinciali, ai campi di terza categoria, di seconda categoria. Anche quello è un calcio che fa piacere raccontare. Esatto. Benissimo, grazie a Claudio Costanzo della WeSport. Io mi congedo da voi, vi auguro ancora una volta la buona Pasqua, la buona Pasquetta. Domani comunque, se volete, potrete rivedere nella serata appunto questa puntata dedicata interamente alla serenità pasquale, una serenità anche calcistica. Grazie a tutti e appuntamento naturalmente alla prossima settimana, quando il calcio dilettantistico ritornerà in campo. you